Rieccoci allora, rieccoci in diretta. Avete assistito alla messa celebrata dal Patriarca Monsignor Francesco Moraglia dal Duomo di Mestre, suggestive non solo le parole che ha detto durante l'omelia, insomma ha ricordato la prova dei cristiani nell'omelia, ma la prova che tutti stanno portando avanti in queste settimane davvero difficili dall'inizio dell'emergenza. E suggestive poi anche non solo le campane della chiesa che hanno suonato, ma anche quella vista del Patriarca al di fuori del Duomo davanti a una Mestre evidentemente deserta. Insomma è un'immagine ricorrente quella dei grandi centri, ma non solo deserti, il traffico che ovviamente non c'è nelle strade proprio anche in virtù dell'appello stringente, sempre più stringente, a restare a casa. Vi ricordo che poi alle 15 Antena 3 e Rete Venete vi proporranno anche la messa celebrata invece dal Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, dalla chiesa di Madonna Granda a Treviso alle ore 15, insomma, per tenere un filo diretto dei tantissimi fedeli appunto con le celebrazioni religiose di questo periodo di Quaresima davvero particolare. Ricordo allora nel frattempo, fra un po' ci collegheremo di nuovo con Marghera, con Ilaria Marchiori e Sandro Ponchio e ci avvieremo poi verso il punto stampa consueto del governatore del Veneto Luca Zaia dall'unità di crisi appunto di Marghera. Vi ricordo il bollettino, le cifre di questa mattina con il superamento purtroppo del tetto dei 2000 contagiati, 2172 con 576 contagiati nel cluster di Padova e 413 a Treviso, 426 le persone ricoverate negli ospedali e di cui 129 in terapia intensiva, più 4 unità rispetto a ieri e 63 decessi dall'inizio dell'emergenza con 3 nuovi decessi registrati a Belluno, all'ospedale di Schiavonia e all'ospedale Borgo Roma di Verona. Questo è il bollettino di questa mattina che conferma ancora una volta come il numero dei contagiati sta salendo e continua a salire. D'altronde oggi è il 15 di marzo ed era il cosiddetto picco previsto soprattutto per le terapie intensive. Vedremo e sentiremo poi dal governatore Luca Zaia se questo picco è secondo le previsioni, se invece è meno rispetto a quanto previsto, e vedremo poi quali sono le prospettive dei prossimi giorni. Nel frattempo vi leggo c'è un appello a livello nazionale perché i giovani di tutto il mondo adottino misure più stringenti per contrastare la diffusione del coronavirus. Lo lanciano i fisici italiani che stanno seguendo l'andamento dell'epidemia dagli inizi. Lo fanno con una lettera aperta ai colleghi di tutto il mondo perché ognuno sensibilizzi il proprio governo ad adottare misure stringenti e immediate. La lettera, pubblicata su una pagina Facebook che fra poco vedremo, coronavirus, dati, analisi scientifica, ha già raccolto circa 400 firme. Il problema adesso appunto riguarda tutto il mondo, l'OMS lo ha dichiarato qualche giorno fa, è una pandemia. Come sapete l'emergenza è negli Stati Uniti, l'emergenza in Spagna dove ci sono stati oltre 5.000 contagi certificati, in Inghilterra dove sapete la linea del governo è una linea molto drastica che fa discutere, ovvero quello arrivare all'obiettivo della immunità di gregge con la previsione di 60% di persone che devono essere contagiate, lo ha detto il governo presieduto da Boris Johnson, e sta creando una marea di polemiche. E allora, a proposito di controlli stringenti, 53 persone denunciate nel Vicentino, è un dato dei controlli delle ultime ore, l'abbiamo detto prima e sono fonte della prefettura. 52 persone denunciate e c'è anche un totale di esercizio commerciale.
Complessivamente, dice la prefettura, controllate 654 persone e 139 esercizi commerciali. Abbiamo visto anche prima i dati di Belluno, dalla prefettura, delle forze di polizia, insomma stanno continuando i controlli. A proposito di questo, mentre fra poco ci collegheremo via Skype, fra 10 minuti circa, con il sindaco di Belluno Jacopo Massaro, un altro sindaco, Mario Conte, che ha postato su Facebook, adesso ve lo faccio vedere, poco fa, un video che riguarda proprio i controlli e evidentemente un nuovo appello alla gente. Adesso aprirò la pagina e ve la farò sentire e vedere. Allora, adesso sentiamo Mario Conte. Sono aumentati i numeri di contagi, sono aumentate le persone in terapia intensiva, sono aumentate le persone ricoverate nel reparto di malattie infettive e purtroppo sono aumentate anche le persone decedute di coronavirus. Ma con questa bella giornata la prima preoccupazione per molti di voi è stato quello di andare fuori a fare jogging, a fare sport, a fare una passeggiata in compagnia e a portare fuori il cane, a fare la spesa col nucleo familiare, fregandosene dei sacrifici che migliaia di persone stanno facendo per cercare di mettere in sicurezza la salute propria, del proprio nucleo familiare e dell'intera comunità. Noi non dobbiamo essere cani da guardia di nessuno, però adesso intensificherò i controlli e tutti quelli che verranno beccati all'aria aperta senza un valido motivo verranno denunciati. Sono veramente deluso del comportamento di qualcuno. Ho visto anche delle feste organizzate nei social network, perché poi molto intelligentemente ci si preoccupa di condividere in Instagram o in Facebook i festini organizzati all'interno della stessa abitazione, inconsapevoli che si sta creando un danno davvero enorme per l'intera comunità, oltre al fatto che stanno mancando di rispetto nei confronti di quelle persone che stanno rischiando la propria vita per lavorare quotidianamente e salvare la vita di tutti noi. Io questo non lo voglio accettare, non accetto che si esca di casa per noia, pur capendo che con queste giornate e in questo periodo dell'anno è veramente difficile rimanere all'interno della propria abitazione. Io mi sposto da casa mia al municipio e dal municipio a casa mia. Oggi dobbiamo fare tutti un sacrificio, non siamo in vacanza, siamo nel bel mezzo di un'emergenza sanitaria di dimensioni incredibili, mondiali vorrei dire. Però la prima preoccupazione è quella di cavalcare il cavillo del decreto ministeriale per poter uscire ovviamente in compagnia, uscire senza mantenere nemmeno le distanze minime richieste dal decreto. Chiedo scusa, però questo atteggiamento fa male a tutta la comunità e farò di tutto perché si fermi. Mi raccomando, state a casa, non uscite per noia. Mi raccomando, ne va della salute vostra, della vostra famiglia e dell'intera comunità. Prendiamoci cura di noi stessi, non sottovalutiamo il problema. Ricordo che i numeri sono in continuo aumento, non abbiamo ancora raggiunto il picco. Portiamo rispetto per le persone che stanno lavorando. Mi raccomando, vogliamoci bene. E queste le parole sono molto chiare del sindaco di Treviso Mario Conte, molto chiare, ha annunciato, come avete sentito, una nuova stretta di controlli, evidentemente perché la risposta, se c'è ma non è da parte di tutti. Avete sentito anche purtroppo qualcuno che organizza feste, davvero incredibile, Allora, buonasera a tutti. Scusate un attimo, è partito di nuovo il commento su Facebook. Dicevamo, davvero incredibile, stante le cifre che ogni giorno vi diamo e che dimostrano come i contagiati continuano a salire. Siamo a 2172 e il cluster cosiddetto di Treviso
resta purtroppo il secondo dopo quello di Padova, e Padova non conteggia ovviamente i domiciliati a Vo, dove fortunatamente, ed è la notizia positiva di questi giorni, non si registrano ormai da giorni nuovi contagi. Allora, un altro aggiornamento importante, ve lo faccio vedere di nuovo da Facebook, riguarda invece l'attività di sanificazione che è in corso da giorni, da settimane evidentemente. Lo ha postato il sindaco di Venezia Luigi Brugnaro, che dimostra come anche oggi ci sono attività di sanificazione, ecco, in questo caso, adesso lo vedremo fra pochissimo, nella zona di Mestre. Quindi gli operatori, eccoli qui, adesso lo vediamo subito, gli operatori che lavorano appunto per la sanificazione delle strade, ecco qui, ve lo facciamo vedere, eccolo qui, al lavoro sulle strade, sulle vie principali, in questo caso di Mestre, ecco qui, attraverso appunto i mezzi autorizzati per poter, ecco, le fermate dell'autobus, del tram, e quindi nella zona dei cassonetti. Quindi continuano costantemente in tutte le città queste operazioni di sanificazione, un'arma in più, insomma, un'arma in più per combattere il coronavirus. Sono tanti i volti della lotta al coronavirus, ma lo ricordiamo, lo strumento più importante è quello, lo ha ricordato il sindaco Mario Conte, di restare in casa, e poi ovviamente i dispositivi, le mascherine. Abbiamo sentito, e magari lo risentiremo fra poco, anche il governatore Zaia che attende il via libera per poter dare il via alla produzione, diciamo, all'interno del Veneto di mascherine. Sarebbe evidentemente un aiuto importante vista l'assenza di mascherine, assenza che, ha ricordato Zaia ieri, non è ovviamente legata a responsabilità della Regione, quanto per il fatto che nel mercato non si trovano più. Ci stiamo non so se c'è Ilaria Marchiori che possiamo sentire al volo da Marghera, in attesa poi del punto stampa di Zaia. Vi chiedo solo una cortesia, se c'è, prima di collegarci via Skype con il sindaco di Belluno, se c'è il servizio riguardante i 101 cittadini ucraini bloccati al confine con la Slovenia, che dovrebbero ripartire oggi con un volo. Nel caso fatemelo sapere, l'abbiamo raccontato ieri con il nostro Marco Stabile della redazione di Tele4, le proteste, e le potremo vedere fra poco, delle persone bloccate al confine con la Slovenia, chiuso come sappiamo ormai da giorni. E poi dovremo avere anche fra poco pronto il primo dei tanti servizi che vi proporremo anche nel corso della giornata e nel corso delle prossime giornate, con i vostri messaggi, quell'appello "andrà tutto bene" che vi abbiamo chiesto, video e foto dei vostri disegni, dei vostri messaggi, dei vostri arcobaleno che stanno riempiendo le nostre mail. C'è il servizio? No. Non ancora. Allora, io direi di poter provare a sentire se c'è il sindaco di Belluno, Jacopo Massaro. Ora proviamo a contattarlo, vediamo se fra poco lo sentiremo e lo vedremo via Skype. Vi ricordo che alle 15 vi proporremo come Antena 3, come Rete Veneta, la messa dalla chiesa di Madonna Granda a Treviso. C'è intanto anche un messaggio del Partito Democratico del Veneto: la Regione Veneto si faccia carico del monitoraggio, del controllo e dell'applicazione del protocollo d'intesa siglato tra governo, sindacati e associazioni imprenditoriali sulla sicurezza nei posti di lavoro al tempo del Covid-19. L'ho chiesto il segretario regionale del Veneto del Partito Democratico Alessandro Bisato. È necessario che questo accordo venga monitorato e controllato nella sua applicazione anche a livello territoriale. Ha di fatto già risposto ieri sera su questo il governatore del Veneto nei nostri studi di Antenna 3 nel telegiornale di Treviso, annunciando che vi sarà appunto una serie di controlli nelle aziende con i tecnici dello Spisal per poter appunto
poter controllare se tutti i dispositivi di sicurezza ci sono o meno. Fatemi sapere se abbiamo il sindaco Massaro in collegamento via Skype, così potremo parlare con lui non solo della situazione a Belluno, ovviamente. Come? Sì, adesso la apro subito, eccola qui. Adesso connessione in corso, aspettiamo un attimo. A lui chiederemo evidentemente un po' la situazione a Belluno. Peraltro una delle vittime delle ultime ore è proprio una delle... Eccolo qui, lo vedo, io lo vedo, fatemi cenno. Adesso la devo aprire completamente? Faccio così? A schermo pieno, vediamo un attimo. Vediamo un secondo. Io lo vedo, ditemi voi. Eccolo qui. Eccolo qua. Allora, Sindaco Massaro, buongiorno intanto. Buongiorno a voi. Ecco, volevo chiederle un po' la situazione. Io so che purtroppo dal dato che ci arriva dalla Regione una delle vittime delle ultime ore, una delle nuove vittime legate al coronavirus è proprio scomparsa all'ospedale di Belluno, è così? Ma risulta anche a me informalmente, però attualmente non ho ancora avuto la conferma ufficiale. Diciamo che nel giro di un'oretta dovrebbero arrivarmi i dati, quelli ufficiali, e quindi ci sarà la conferma. Anch'io ho avuto ufficiosamente questa notizia, ma insomma aspettiamo la ufficialità. Detto questo, diciamo che era è abbastanza purtroppo in linea, mettiamola così, con la previsione teorica dell'evoluzione di questa malattia. Insomma, non siamo certo immuni noi a Belluno. Senta, com'è la situazione? Ha sentito, non so se l'ha sentito poco fa, il video postato dal suo collega, il sindaco Mario Conte di Treviso, nonché presidente di ANCI Veneto, che ha strigliato ancora una volta i cittadini sulla necessità di seguire in modo concreto le indicazioni di stare a casa. Ma diciamo che la situazione, devo dire, a Belluno la situazione è complessivamente buona, nel senso che noi abbiamo attualmente un livello di cittadinanza che, devo dire, sta seguendo in modo abbastanza preciso le indicazioni che arrivano. Noi abbiamo fatto una marea di controlli nelle attività commerciali, stiamo facendo una marea di controlli fra i parchi pubblici, nelle vie, eccetera, non soltanto noi come Polizia Municipale, ma moltissime forze dell'ordine. La risposta complessiva, se posso dire, devo dire che è complessivamente molto molto positiva. Poi, detto questo, chiaramente in mezzo a una risposta complessiva è chiaro che ci sono tutte le persone, poi anche quelle che non, fra tutte le persone ci sono quelle che invece non si attengono, diciamo, alle indicazioni, e questo rappresenta un problema. L'unico dato positivo è che anche quelli che non ascoltano le disposizioni in modo così preciso e stringente, quantomeno mi pare che cominciano ad aver paura anche loro e cominciano a capire, per cui magari tendono ad andare in giro, però vedi che si comportano in un modo, come possiamo dire, molto distanziato dagli altri, eccetera. Però è chiaro che tu non puoi dall'oggi al domani avere il 100% che risponde perfettamente alle nostre indicazioni. Adesso se devo fare una stima, secondo me ormai l'80-85% sta eseguendo alla lettera, un 5% mezzo e mezzo, e forse la parte restante della popolazione è quella che dobbiamo educare. Ahimè, le stiamo educando anche con le sanzioni, purtroppo, perché non è che ci siano molte alternative. Un momento così drammatico, così importante per la nostra città. Scusate un attimo solo. Voglio esprimere un pensiero. Allora, scusate un attimo, ecco qua. Una cosa che volevo chiederle fondamentale, voi state seguendo, diciamo, ormai da settimane l'evoluzione come noi, come tutti un po' del Covid-19 e del contagio. Lei che idea si sta facendo e, come dire, di fronte a un picco previsto in questi giorni, qual è il suo pensiero? Insomma, come da sindaco voi cosa potete fare come sindaci? Questo volevo chiederle. Ma noi come sindaci teoricamente possiamo fare poco, perché Stato e Regioni hanno avvocato a sé, diciamo, la gestione di tutta questa emergenza, quindi a noi rimane qualche competenza abbastanza residuale, e cioè una organizzazione, diciamo,
come possiamo dire, pratica delle misure sul nostro territorio per quanto ci compete, e poi la comunicazione con i cittadini. Diciamo che se vogliamo fare un po' così di retrospettiva, forse la comunicazione, che è un elemento assolutamente determinante in questa emergenza, la comunicazione e l'informazione, e forse stiamo scontando un po' un'iniziale titubanza comunicativa, mettiamola così, da parte di Stato e Regioni, le quali all'inizio hanno fatto un po' di confusione, no? Con gli annunci, forse facciamo così, forse facciamo colà, adesso ci ripensiamo, vediamo, eccetera. Questo ha creato grande confusione, quando invece probabilmente era necessario dare una comunicazione secca, e cioè dire abbiamo deciso questo, punto e basta. Detto questo, noi stiamo cercando di fare la nostra parte come sindaci, soprattutto nell'ambito della comunicazione diciamo nell'ambito del dire con precisione alle persone quali sono i comportamenti da tenere, ma soprattutto, e questo è il vero problema, nel cercare di spiegare alle persone il perché delle misure, perché la gente continua a non capire alcune volte perché le fabbriche sono aperte e perché alcuni negozi sono chiusi, e invece dietro c'è una logica, c'è una sua filosofia. Non sto dicendo che io la sposo e la condivido, dico che questa è la logica e io la attuo perché sono un soldato in trincea che quindi deve in questo momento portare avanti la linea complessiva, e la linea complessiva produrrà sicuramente degli effetti, spero quelli sperati, questo ce lo auguriamo ovviamente, però insomma bisogna anche che la gente capisca. Noi come sindaci sappiamo che quando la gente non comprende la motivazione di un provvedimento, rende il provvedimento assolutamente inefficace. Quando la gente ha capito il perché si fa una certa cosa, anche se non condivide, alla fine attua il provvedimento. Questo è un principio centrale e sacrosanto nella comunicazione fra le istituzioni e i cittadini. Ha sentito del progetto, insomma, Veneto, del tampone a campione, insomma, per riuscire a individuare più asintomatici positivi, insomma, nel mirino ci sono loro perché sono coloro che poi realmente diffondono il contagio. Cosa ne pensa? Ma diciamo che io lascio che queste decisioni e queste valutazioni vengano fatte dagli esperti. Io non sono un medico, non sono un infettivologo, un epidemiologo, quindi penso che se hanno fatto questa valutazione probabilmente ci sarà una base scientifica sulla base della quale va fatta. Io penso che questo tipo di lavoro, cioè di intercettazione delle persone che attualmente sono positive e sono in giro per strada, comunque possono essere contenute grazie al fatto che un'attuazigne attenta delle norme che già ci sono adesso dovrebbe essere più che sufficiente. Penso anche però che ci sia un problema oltre che di intercettazione delle persone che sono in giro. Il problema vero che io pongo in questo momento è che ci sono delle grandi aziende che hanno migliaia e migliaia di dipendenti tutti insieme nelle proprie catene produttive, e qui chiaramente la possibilità di un diffondersi del contagio è elevata. Ci sono stabilimenti nel Bellunese che contengono 1000, 2000, 3000 operai tutti insieme che mangiano le stesse mense. Io so che adesso stanno facendo grossi innalzamenti dei livelli degli standard igienico-sanitari, ecco, però forse, non so, magari i campioni li farei più all'interno di quelle fabbriche piuttosto che non per strada, perché per strada da noi si trova ormai quasi nessuno, mentre nelle grandi aziende magari se sfugge una persona al controllo purtroppo potrebbe questo determinare qualche effetto domino abbastanza importante. Ripeto, non è però una decisione che posso prendere io, e gli elementi ovviamente ce li hanno in mano gli esperti, e io non sono un esperto, sono un esecutore, diciamo, e uno stratega, tra virgolette, a livello locale, come tutti i sindaci, insomma, nell'attuare le disposizioni. Quante volte vi sentite con i vostri colleghi ogni giorno? Perché immagino che ci sia una rete di contatti. Guardi, la rete di contatti è diventata maniacale. Penso che abbiamo tutti le infiammazioni ai tendini dei pollici per scriverci nelle chat, per fare le videoconferenze su Skype. È diventato quasi un incubo, nel senso che da un lato non dobbiamo avere relazioni sociali e fisiche, e dall'altro si sono decuplicate quelle diciamo via Skype, comunque via digitale, e devo dire che noi ci sentiamo tutto il giorno, tutti i giorni. L'altra notte abbiamo finito una conferenza Skype alle 2 del mattino, fino alle 4 ci siamo studiati gli atti, alle 4 e mezza ci siamo risentiti, e questo vale sia con la rete di contatto, diciamo, dei sindaci a livello provinciale, quindi ci sentiamo molto spesso, e poi dall'altra parte invece è molto importante la rete invece dei sindaci delle città capoluogo di tutta Italia, che in qualche maniera ci riesce a dare una visione complessiva sullo spazio nazionale, e anche una
come possiamo dire, confronto e condivisione delle misure che noi attuiamo a livello locale, e devo dire che questi confronti sono utilissimi perché si capisce esattamente cosa si sta facendo dalle altre parti, quali idee hanno avuto, che effetti hanno avuto, e ci scambiamo le buone pratiche sostanzialmente, o anche abbandoniamo le pratiche che non servono. Che dire invece delle tante persone che stanno rispondendo, ovviamente costrette in casa, stanno rispondendo in qualche modo con una sorta di sorriso, con i tanti messaggi, andrà tutto bene, insomma questa emergenza ci sta facendo riscoprire anche qualcosa che forse avevamo magari perduto? Assolutamente sì, e io posso dire che come testimone in prima linea di Vaia, devo dire che la gente con Vaia ha tirato fuori il meglio di sé, e a me sembra che con questa epidemia, dopo un'iniziale presa un po' così sotto gamba forse dell'emergenza, no? Anzi con un po' di sarcasmo anche, adesso improvvisamente invece le cose sono cambiate, e mi sembra che si stia invece tirando fuori proprio il meglio da ciascuno di noi. Si stanno creando delle situazioni di enorme positività. Abbiamo avuto degli esempi veramente straordinari sia fra i commercianti, sia fra i privati, sia fra chi è in prima linea, che stanno veramente infondendo grande coraggio e grande speranza a tutti. Questo credo che sia un fatto davvero molto positivo e molto importante. Certo c'è un'emergenza, a mio modo di vedere, non un'emergenza immediata, è un'emergenza di prospettiva. Questa emergenza non finirà a breve, cioè dobbiamo cominciare a digerire, io ovviamente non riporto, non c'è nessuna decisione presa, quindi non voglio dire che stanno decidendo questo, dico che a naso, guardando i dati, guardando le evoluzioni epidemiologiche, è facile che questa emergenza continui ancora per parecchie settimane. Allora, di fronte a queste noi abbiamo bisogno di speranza, di ottimismo, ma abbiamo bisogno anche di un'altra cosa: che i comuni, attraverso risorse che devono metterci a disposizione le regioni e lo Stato, perché noi siamo alla canna del gas, non so se la gente non ha capito in che situazione sono i comuni, se volete dopo ve lo spiego, abbiamo bisogno di investire delle risorse in infrastrutture tecnologiche, in progetti, in educatori, in assistenti sociali, per prestare la nostra assistenza alle popolazioni. Io non so chi abbia dei bambini a casa, io ne ho 3, e vi garantisco che i bambini dopo 3 settimane a casa, chiusi senza poter uscire, cominciano veramente a dare i numeri, poverini, ma è comprensibile. Certo. E fra un po' daremo i numeri anche tutti noi, perché tu non puoi rimanere chiuso in casa per 2 mesi senza ne mettere il naso fuori. C'è un grande bisogno di infrastrutturarci e di pensare a progetti che consentano di mantenere l'equilibrio fisico e psicologico anche nelle nostre abitazioni per superare questa grande emergenza, perché veramente non ce la facciamo se no. La lascio se mi dà un messaggio ai suoi cittadini bellunesi. Cosa diciamo oggi, in questa domenica? Beh, in questa domenica possiamo dire solo una cosa: finalmente è uscito il sole, è l'unica, come possiamo dire, è la Però migliore restiamo a casa. che potesse essere. Però restiamo a casa, ma già stare alla finestra, stare in terrazzo o uscire nel proprio giardino, già questo ci dà un grande senso di sollievo, mentre ieri è stata una giornata durissima. Detto questo, teniamo duro e cerchiamo di tenere buoni i nostri figli, i nostri parenti, nelle nostre case. È dura per tutti, ma insomma dai, ce la possiamo fare. Ne abbiamo passate tante, passeremo anche questa, dai. Grazie grazie al sindaco di Belluno Jacopo Massaro, grazie davvero per la testimonianza e buon lavoro, grazie davvero, grazie. Allora torneremo ovviamente a sentire un po' i sindaci del territorio nel corso della giornata, grazie al sindaco di Belluno. Ci segnalano purtroppo, mentre vediamo di nuovo, se vogliamo, in onda le immagini del bollettino, così mentre dico questa cosa che sto per dire, vi rendiate conto della situazione del bollettino. Questo è il conto corrente l'IBAN, ovviamente per le donazioni alla regione. Il coronavirus, intendevo le immagini del bollettino di questa mattina, così mentre vedete com'è la situazione, 2172, io vi dico che ci stanno segnalando purtroppo, ecco, questa è la situazione, 2172 contagiati, ci aggiungiamo anche 63 decessi, mentre Ilaria Marchiori ci sta informando che sta per entrare all'interno della sala dell'unità di crisi, dove fra poco ci sarà il punto stampa del governatore Luca Zaia. Ci segnalano purtroppo tante persone che se ne vanno in giro, quindi in qualche modo ovviando ai divieti in diverse zone, da Mirano, Salzano, Martellago, Riviera del Brenta, per esempio nella zona del Veneziano.
ancora troppe persone in giro, e questo certo non è una cosa positiva, nonostante ci sia stata, avete sentito, insomma, ci sia l'appello quotidiano da parte dei sindaci e del governatore Zaia a stare in casa il maggior tempo possibile. È difficile, non è facile, lo sappiamo, ma è il momento cruciale. Questi sono i giorni davvero cruciali. Il picco è atteso tra oggi e domani, nei prossimi giorni, quindi sono davvero i giorni cruciali. Meno si va in giro e meno quindi c'è possibilità di diffondere un contagio che altrimenti diventa esponenziale. Dovremmo forse ricordare il scenario terribile che qualche giorno fa ha dato il governatore Luca Zaia. Mi dicono che c'è la pubblicità? Mi date conferma? Benissimo, allora la pubblicità e poi torniamo subito in onda. Rieccoci in diretta con questa edizione straordinaria. Fra poco sentiremo il punto stampa del governatore Zaia. A proposito di governatore, a proposito di situazioni emergenziali, l'allarme del collega del governatore Zaia, il collega della Lombardia Attilio Fontana, dove la situazione, come sapete, è davvero molto grave. Dice Fontana: i numeri continuano a crescere, siamo vicini al momento in cui non avremo letti di rianimazione. Questo è l'allarme davvero terribile del governatore della Lombardia Attilio Fontana. È uno scenario che purtroppo si sta avvicinando per la Lombardia, non avere più posti in rianimazione. Questo per rendervi noto, insomma, per farvi capire come si può arrivare, a che scenari si può arrivare se non diciamo, se non si seguono le regole. Fra poco ci collegheremo anche al telefono con il comandante della Polizia Locale di Treviso, Andrea Gallo, per un punto proprio sui controlli. Poi c'è tutto ovviamente il fronte economico di cui torneremo a parlare più tardi. Poi c'è anche i veneti che resistono in casa e che vogliono mandare i messaggi di ottimismo. Insomma, ce la faremo, andrà tutto bene. Allora, il primo servizio con i primi messaggi arrivati, i primi video, le prime immagini, ne faremo vedere tanti nel corso della giornata. Questo è il primo dei servizi i vostri messaggi di speranza per vedere una luce oltre il tunnel. Guardate. È proprio il caso di dire che ci avete preso in parola, portando letteralmente i vostri messaggi davanti agli studi di Antena 3. Questa variante, dedicata a tutti i medici e al presidente Zaia, è comparsa nel tardo pomeriggio di sabato ed è solo una delle tante testimonianze per il sostegno morale di questa nostra comunità che sta affrontando questi tempi di distacco e confino dai propri cari. E allora anche un lenzuolo appeso fuori dal cancello può aiutare a vivere questi giorni di solitudine che accentua la paura. Soprattutto per chi ha poca dimestichezza con le piattaforme digitali, non riesce a condividere sensazioni ed emozioni. Qui siamo in un viale Europa deserto come non si è mai visto in un sabato pomeriggio. E due messaggi con arcobaleno e stelle spiccano nel silenzio generale. Messaggi che ci state mandando al 351 175 5340 o alla mail redazione@antena3.it, come questo striscione della famiglia Pavan di San Cipriano di Roncade. Un augurio che andrà tutto bene, che arriva anche con quest'altra immagine di Margherita da Oderzo. Poi c'è chi lo striscione l'ha messo vicino alla bandiera che da secoli è simbolo della forza e del coraggio dei veneti. Continuate dunque a mandarci i vostri messaggi, magari anche con un video, per dimostrare che tutti i nostri telespettatori sono convinti che... Più avanti nel corso della giornata tanti servizi con le vostre immagini che stanno arrivando. Il tempo ovviamente di confezionare questi servizi e queste immagini, foto e video di chi appunto sta mandando messaggi di speranza. Abbiamo al telefono il comandante della Polizia Locale di Treviso, Andrea Gallo. Buongiorno, comandante. Buongiorno a tutti, salve. Le leggo quest'ANSA in diretta, parliamo di Padova, sono le fonti della prefettura. Nell'ambito dei controlli relativi all'emergenza coronavirus
nel Padovano sono state denunciate 37 persone per non aver rispettato le direttive dell'ultimo DPCM, nessun locale pubblico è risultato irregolare, un'altra persona è stata denunciata per altri reati. Quindi stanno arrivando i vari bollettini dei controlli dalle varie province. Prima abbiamo sentito le parole forti del sindaco di Treviso, Mario Conte. Com'è la situazione a Treviso? Ma il sindaco ha perfettamente ragione, nel senso che le persone purtroppo, vista la bella giornata, stanno uscendo. Ricordo che uscire da casa significa sottoporsi a delle sanzioni anche penali se non ci sono le 3 ragioni previste dai decreti ministeriali. Quindi bisogna uscire solo per motivi di lavoro, oggi ovviamente è una giornata anche festiva, bisogna uscire solo per motivi di salute e per motivi di assoluta necessità. Uscire per fare una passeggiata non è un motivo sufficiente, quindi stiamo già attuando dei controlli per denunciare le persone. Senta, qual è la situazione più, diciamo, critica che avete dovuto affrontare, nel senso come interpretazione della norma? Ma è proprio le indicazioni che dobbiamo dare agli utenti, nel senso che gli utenti chiamano per chiedere le cose più disparate. Per cui ad esempio una persona ha chiamato anche per chiedere se poteva andare a pescare oggi, spostarsi da Ponzano a Treviso per andare a pescare. La risposta mi sembra abbastanza logica, quindi purtroppo le persone non riescono a comprendere ancora che siamo in un'assoluta situazione di emergenza, per cui dobbiamo spostarci solo ed esclusivamente per le motivazioni che ho detto poc'anzi. Quindi se ci atteniamo scrupolosamente alle indicazioni che vengono date dagli organi di informazione, che, come fate voi tutti i giorni, evitiamo soprattutto situazioni in cui gli organi di polizia poi devono denunciare le persone. Ricordo che sono sanzioni di natura penale, quindi invitiamo le persone a rimanere a casa. Ecco, in queste settimane come avete visto cambiare l'atteggiamento delle persone? Immagino che comunque dopo gli appelli più forti qualcosa sia stato recepito rispetto alla confusione iniziale. Sì, assolutamente sì, nel senso che è cambiato veramente nel giro di una settimana una mentalità da parte un po' di tutti, direi. Rimangono delle situazioni, ripeto, un po' circoscritte, del tutto circoscritte, però queste situazioni mettono in pericolo le altre persone. Quindi sì, la mentalità è cambiata, però dobbiamo convincere anche gli ultimi che non si stanno convincendo di rimanere a casa che bisogna tassativamente e assolutamente osservare le normative. Ricordo che solo negli ultimi 2 giorni abbiamo proceduto alla denuncia di 10 persone. Abbiamo controllato supermercati, per fortuna tutto sommato la situazione che abbiamo trovato è sotto controllo, solo un supermercato nella giornata di ieri è stato trovato in una situazione assolutamente incontrollata, per cui il direttore è stato denunciato. Quindi c'è stato anche un caso di un supermercato, ma perché non veniva attuato il droplet? Sì, confermiamo, praticamente nella maggior parte dei supermercati c'è sempre personale all'esterno che controlla quante persone possono entrare. Purtroppo in questo supermercato in località Santabona addirittura il direttore era in cassa, quindi tutte le persone erano ammassate e il metro di distanza di sicurezza non era osservato, quindi il direttore è stato denunciato ai sensi dell'articolo 650 del codice penale. Senta, in questi giorni di controlli chi fa più resistenza? Che fasce d'età fanno più resistenza? I più giovani o anche altri? Ma devo dire che soprattutto gli anziani fanno fatica a rimanere in casa, a volte per necessità, perché forse sono soli. Diciamo che la categoria in modo particolare in questi giorni abbiamo verificato gli anziani. Quindi la richiesta soprattutto per gli anziani di ascoltare le TV, quello che stiamo facendo in questo momento, di rimanere a casa. Se hanno necessità particolari possono chiamare tranquillamente anche il comando di polizia locale, che è un servizio di protezione civile e che può eventualmente dare anche altri servizi come portare la spesa a casa, però anche gli anziani devono assolutamente rimanere a casa. Senta, siccome evidentemente ce n'è bisogno, ricordiamo un po' la procedura, anche per uscire a piedi si deve avere l'autocertificazione o comunque si deve compilare l'autocertificazione, così ricordiamo un po' com'è la procedura. Certo. Allora, se io esco... sì. La procedura è molto semplice, nel senso che chi ha la possibilità di stampare a casa l'autocertificazione che si può scaricare tranquillamente in qualsiasi sito come quello di Treviso,
può compillarlo direttamente a casa. Viceversa, gli organi di polizia, quando fermeranno le persone, anche a piedi, avranno a disposizione dei moduli che saranno compilati seduta stante, quindi nessun problema se non ci sono moduli a portata di mano, l'utente potrà compilarli direttamente di fronte alle forze di polizia. Ricordiamo, per chi si illude che magari siano controlli, diciamo, all'acqua di rose, perché evidentemente non basta ricordare che ci sono persone denunciate, che poi l'atto, diciamo, l'autocertificazione viene controllata, questo è importante, cioè non è che io posso scrivere quello che voglio. Certo, assolutamente sì. Il personale delle forze di polizia comunque poi acquisisce l'autocertificazione e fa i controlli del caso. Quindi oltre poi a un eventuale articolo 650 c'è anche la falsa dichiarazione, quindi evitiamo assolutamente di essere denunciati per false dichiarazioni, attestiamo se ci sono effettive motivazioni per uscire. Ricordo le 3 motivazioni: motivi di lavoro, motivi di salute e motivi di assoluta necessità. Quindi sono le uniche 3 motivazioni che permettono alle persone di uscire. Tutte le altre motivazioni non sono ritenute valide e quindi le persone sono passibili di denuncia. Bene, grazie. Allora grazie al comandante della Polizia Locale Andrea Gallo, Polizia Locale di Treviso, grazie e buon lavoro. È importante ribadire ancora una volta, evidentemente, perché continuano ad arrivarci segnalazioni di persone che si trovano in giro anche nella zona di Mestre, al Parco della Bissuola, ad esempio, insomma. Purtroppo il tempo, insomma, la giornata così di sole ha spinto alcune persone a uscire, ma era stato chiaro, insomma, il messaggio di questi giorni: non è il tempo, il meteo che ci deve spingere a fare delle scelte o meno, qui la decisione è legata a una questione epidemiologica. Adesso la pubblicità e poi torniamo subito. Di nuovo in diretta, 12:51, mentre nell'unità di crisi di Marghera si sta predisponendo tutta la sala stampa per il punto stampa del governatore Luca Zaia. Riusciamo anche a vedere magari un attimo, eccolo qui, i microfoni che sono pronti per accogliere le parole del governatore Zaia. A proposito del governatore Zaia, mentre vi ricordo 2172 contagiati in Veneto, torniamo a risentire, perché è molto importante, l'estratto del telegiornale di Treviso di ieri delle 19:30. Era ospite in studio, come spesso in questi giorni, per fare il punto della giornata il governatore, e ha parlato della necessità di produrre le mascherine per i veneti. Sentite. Ma le mascherine non è che non ci sono perché il Veneto non le ha comprate. Le mascherine non ci sono al mondo. Chiaro? Perché se fosse vero che noi non le abbiamo comprate per gli ospedali, dovete spiegarmi perché in giro per i negozi nessuno riesce a trovare mascherine. Le mascherine ce le rubiamo letteralmente tra paese e paese nelle trattative internazionali. Se non si trovano queste mascherine, Presidente, com'è possibile che Noi le aziende riescano a mettersi in regola? Noi abbiamo una soluzione: se ce l'autorizzano siamo pronti a stamparne almeno un paio di milioni al giorno. E sto aspettando ora dopo ora l'autorizzazione dell'Istituto Superiore della Sanità, perché noi da veneti, quando abbiamo visto che Noganese, non sto parlando di materiale medicale per gli ospedali, perché lì ci vuole quello super blindato, ma per noi cittadini ci vorrebbe una soluzione più usa e getta, più veloce e più fruibile. E noi penso abbiamo trovato la soluzione. Io sto aspettando con trepidazione che mi diano ok e poi noi partiamo. Anzi, abbiamo già anche un po' di attività. Ho chiesto una norma all'interno del decreto legge che è stata accolta rispetto proprio al tema dei dispositivi, delle mascherine, che ci sia più facilità a lasciare spazio anche alla creatività. Ci sono imprese che le fanno in stoffa lavabili, va bene. Inutile stiamo qui a fare pignolare sulla stoffa. C'è qualcun altro che me le propone come delle coppette di carta, fatte bene, anatomiche, con l'elastico. Va bene. Noi dobbiamo evitare che i cittadini, quando si incrociano e parlano, non sputino e emettono virus e sono positivi. Queste dunque le parole di Zaia, importanti per questo progetto, potrebbe davvero dare una mano a tutti. Vi ricordo di nuovo le immagini del conto corrente per questa raccolta fondi e quindi il sostegno alle ULSS del Veneto. Eccolo qui, lo rivediamo in onda per dare anche il tempo alle persone di segnare l'IBAN, che
che come sempre evidentemente è lungo, e la causale intestato a Regione del Veneto, importante perché chi può dare insomma qualcosa, che sia anche una piccola donazione, una grande donazione, come sempre anche durante la tempesta Vaia, insomma il quadro delle donazioni è stato amplissimo, e l'importante insomma è aiutare chi è in prima linea sono evidentemente le aziende sanitarie, i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari. Tra le tante donazioni di questi giorni anche una particolare da Conegliano, dalla Marca Trevigiana, da parte della comunità senegalese. Guardate. Noi per tradizioni ma anche educazione che fa parte dei nostri valori, là dove vai a vivere appartiene a quella comunità e devi condividere tutte le cose che fanno al suo interno, e quindi noi doverosamente subito quando abbiamo visto l'appello del sindaco abbiamo fatto girare nei vari gruppi WhatsApp, Facebook e quant'altro di poter partecipare come cittadino, non come straniero o comunità senegalese, ma come cittadino del territorio, e tutti hanno risposto positivamente. Dopo la donazione della comunità cinese che ha regalato mascherine e tutte protettive alla ASL 0, la solidarietà non si ferma a Conegliano nonostante il coronavirus. La comunità senegalese, con grande soddisfazione dell'amministrazione comunale, ha deciso di donare alla protezione civile 600 euro. Soldi che andranno a sostenere i servizi in aiuto agli anziani che i volontari in tuta gialla e i servizi sociali svolgono tutti i giorni. Sono 80 le consegne a domicilio delle spese alle famiglie, 150 le persone seguite, soprattutto anziani. Servizi importanti che necessitano di spese urgenti. I fondi però scarseggiano anche se le richieste sono in aumento, specie in questo momento. L'appello ad un aiuto però questa volta non è caduto nel vuoto. Abbiamo portato quello che abbiamo raccolto in questo momento, poi dopo le altre associazioni più grosse verranno in questi giorni a portare i contributi più consistenti che la comunità senegalese ha voluto dedicare, ringraziando di passaggio tutti i sanitari che stanno facendo un lavoro colossale, protezione civile, ma anche l'amministrazione che sta facendo una coordinazione esemplare. E quindi insomma la solidarietà da più parti per chi ha bisogno di aiuto in questo momento concreto e efficace. C'è una notizia che riguarda anche il Veneto. Tra le vittime del coronavirus in questi giorni c'è anche una personalità importantissima dell'architettura del Novecento, Vittorio Gregotti, aveva 92 anni, era ricoverato in seguito a una polmonite da coronavirus a Milano, è morto questa mattina, era stato docente allo UAV e anche direttore della Biennale di Venezia, vedo se riesco a recuperare, eccolo qui, maestro della cultura del Novecento. Vittorio Gregotti è una delle vittime purtroppo del coronavirus, aveva, lo ripeto, 92 anni, era stato docente allo UAV e direttore della Biennale di Venezia. Questa è purtroppo uno dei tanti volti, ce ne sono meno conosciuti evidentemente, delle vittime del coronavirus. Abbiamo visto anche ieri quelle terribili immagini dell'Eco di Bergamo con 10 pagine di necrologi, tanti volti che certamente saranno importanti per tutte le famiglie che hanno perso i propri cari, tra i tanti volti anche volti noti come ad esempio Vittorio Gregotti, cioè l'architettura italiana in lutto per questa scomparsa, davvero uno dei maestri dell'architettura del Novecento. Tanti volti come quello economico di questa crisi, di questa emergenza. Abbiamo scandagliato nei giorni scorsi tutte le problematiche legate alla crisi economica e ai vari settori che vengono colpiti dall'emergenza coronavirus, e abbiamo parlato anche della sicurezza dei lavoratori all'interno delle aziende che restano ancora aperte.
ieri il confronto in Regione, allora a Roma, scusate, tra governo, Confindustria e sindacati. Allora vediamo questo frammento di Landini, segretario della CGIL, in attesa ovviamente, pronti ad andare a Marghera nel momento in cui il governatore Zaia dovesse iniziare il suo punto stampa. Sentiamo Landini. Credo che il punto è che se le fabbriche chiudono la gente rimane senza reddito, quindi noi ci siamo preoccupati innanzitutto di chiedere al governo, e domani dovrebbe fare un provvedimento, di stanziare più di 4 miliardi per avere ammortizzatori sociali, cassa integrazione, fondi di sostegno al reddito, in modo che i lavoratori in questa fase possano non perdere il reddito. Dall'altra parte la cassa integrazione può essere quello strumento che permette a tutte le imprese di avere il tempo di lavorare in sicurezza, di mettere in campo tutti quegli accorgimenti che è necessario affrontarli. Avere la distanza di 1 metro, avere i detergenti, potersi lavare le mani, avere la sanificazione degli ambienti. Allo stesso tempo noi ci siamo trovati di fronte ad un provvedimento del governo che non ha interrotto le attività produttive generali e ci siamo posti il problema di come oggi in questa situazione bisogna tutelare il lavoro e allo stesso tempo la salute nei luoghi di lavoro e delle persone. E ci siamo battuti da un lato per indicare che prima di tutto viene la salute, prima ancora del profitto, e ci siamo posti il problema di quali sono gli strumenti che oggi possono permettere di poter lavorare in sicurezza e allo stesso tempo di poter combattere il virus. E abbiamo anche rivendicato, e il governo si è impegnato, che entro la prossima settimana, a proposito di protezioni individuali, potrebbe essere risolto il problema. Uno degli strumenti che oggi viene utilizzato quando il metro non lo puoi mantenere è quello di avere le protezioni individuali, che vanno dalle mascherine, che vanno dai grembiuli, che vanno dai guanti, e noi stiamo chiedendo, e lì il governo ci ha detto che entro la prossima settimana, metà della prossima settimana, sono nella condizione di poterlo fare. Stanno riconvertendo delle aziende, faccio degli esempi, aziende che facevano i reggiseni o aziende tessili, tu puoi riconvertire quelle macchine per fare le mascherine. Servono milioni di mascherine al giorno, quindi è chiaro che c'è bisogno di mettere in moto questa situazione, perché oggi siamo con poco materiale nei servizi sanitari, siamo con pochi materiali in chi lavora alle casse dei supermercati, chi lavora nelle banche, chi lavora nei servizi pubblici, quindi è chiaro che questa emergenza va affrontato. Io non dico che abbiamo risolto tutti i problemi con questo accordo, sicuramente abbiamo detto che si possono affrontare i problemi. Allora, così Landini che ha un po' fatto il riassunto della situazione nelle aziende dal punto di vista sia degli ammortizzatori sociali, quindi della crisi economica, sia della sicurezza nelle aziende. Uno dei settori colpiti non è solo ovviamente il turismo, ma è anche quello dei vivai. Allora, con la nostra redazione di Padova abbiamo fatto il punto della situazione della crisi dei vivai al tempo appunto dell'emergenza coronavirus. Il florovivaismo padovano e veneto continua a lavorare per seguire il ciclo naturale delle piante e dei fiori, ma il suo mercato è fermo. Fiori e piante che sono state consegnate prima del decreto del governo non sono state pagate e ora non si può consegnare per la vendita più niente. Stiamo subendo un calo, anzi un annullamento degli ordini dei prodotti. Alcuni dei nostri prodotti dei piante sono fermi alla frontiera. I garden, che sono i nostri maggiori interlocutori che vendono i nostri prodotti, sono chiusi. Alcune delle manifestazioni più importanti e delle fiere più importanti sono state annullate, quindi per noi è un momento davvero tanto difficile. Le associazioni di categoria Flor Veneto e Floro Vivaisti Veneti hanno scritto all'assessore regionale Giuseppe Pan, esprimendo la loro preoccupazione per una situazione che paradossalmente è molto critica proprio a primavera appena iniziata. Le vendite che abbiamo fatto a gennaio-febbraio si protrarranno più avanti, quindi di conseguenza anche i pagamenti verranno slittati, quindi con conseguenze negative. Inoltre devo dire che ci sono delle aziende, sono le aziende ortofloricole, che hanno dei prodotti con cicli produttivi molto brevi di 2-3 settimane, piantine da orto ma anche fiori stagionali diciamo, e che in questo momento le serre sono piene di questi fiori, dovrebbero essere venduti in questo periodo. Se non vengono venduti nel giro di qualche settimana, questi produttori dovranno buttare via tutto.
È un'altra delle facce, dei volti della crisi legata al coronavirus. Sono quelle aziende appunto che devono mantenere la loro attività perché sono legate appunto a scadenze diciamo naturali. E poi ancora i controlli che continuano. Abbiamo visto i bollettini che un po' come quelli sanitari vengono forniti anche sulla questione controlli. Abbiamo parlato poco fa con il capo della polizia locale di Treviso, Andrea Gallo. Sentiamo invece allora i controlli nella zona di Belluno negli ultimi giorni, e all'interno dei controlli c'è anche ovviamente un avvertimento a chi purtroppo approfitta, e lo abbiamo visto già da settimane, della situazione per cercare di truffare la gente. Chi dovesse essere sottoposto a un tampone sarà contattato dalla USL, non devono aprire a chiunque si presenti alla porta. Non aprite a chiunque si presenti alla porta, l'appello del questore di Belluno, Lilia Fredella, che richiama l'attenzione sulla possibilità che i malfattori approfittino di questo momento di debolezza e di fragilità per mettere in atto raggiri legati all'emergenza coronavirus. Ma i reati corrono anche sul web. La polizia postale ha scoperto una truffa informatica arrivata via email da una sedicente esperta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Il fatto di utilizzare il computer è naturale e loro sono stati così attenti che hanno visto che esisteva una formulazione per la quale le persone aprivano un link e da quel link ovviamente si attivavano un virus nei loro computer che gli rubava tutti i dati. Dall'inizio dell'emergenza la questura di Belluno ha rinforzato il personale dell'ufficio relazioni con il pubblico per garantire una risposta ai numerosi quesiti posti dai cittadini. Sicuramente è un momento piuttosto difficile per tutti i cittadini, perché forse qualcuno non ha gli strumenti per comprendere esattamente quello che gli si chiede, anche se il messaggio di fondo è molto chiaro, cioè rimaniamo a casa, questo è il messaggio di fondo. Poi chi ha bisogno di supporto, di sostegno, di chiarimenti, noi abbiamo cercato di essere vicini e i nostri centralini sono stati piuttosto bollenti. Massimo l'impegno di tutte le specialità della polizia per verificare il rispetto delle disposizioni emanate dal governo. Dallo scorso 8 marzo sono state controllate 1078 persone, 17 le denunce per violazione dei decreti dell'8 e 9 marzo, 2 le denunce per false attestazioni. I controlli hanno riguardato più di 2700 esercizi commerciali e le violazioni accertate a carico dei titolari sono state complessivamente 6. Nella maggioranza, direi, nella quasi totalità delle persone che abbiamo incontrato in movimento erano assolutamente legittimate a fare gli spostamenti che dovevano fare. Poi certo qualcuno forse non ha inteso correttamente, per cui se era possibile essergli di conforto e d'aiuto per comprendere meglio la strada, come ha detto il capo della polizia, a rigore ma con umanità, li abbiamo fatti. In alcuni casi abbiamo dovuto procedere a delle denunce. A Belluno questo, ed è importante ribadire la questione dei controlli. Io vi ricordo nuovamente 2172 i casi positivi nel bollettino di questa mattina, più 178 nelle ultime ore, con 576 casi positivi nel cluster di Padova, 413 in quello di Treviso, 335 in quello di Verona, 328 in quello di Venezia e 235 in quello di Vicenza. 426 le persone che sono ricoverate negli ospedali, con più 10 dunque casi di ricoveri nelle ultime ore, 129 i pazienti in terapia intensiva, 63 i decessi dall'inizio dell'emergenza, con il caso di Treviso di 27 decessi, anche se fortunatamente non si registrano aumenti di queste ore nel cluster dell'ospedale di Treviso. I 3 decessi delle ultime ore sono legati all'ospedale di Schiavonia, quindi a Padova, l'ospedale di Belluno e l'ospedale Borgo Roma di Verona. Tanti messaggi via Facebook dei sindaci, l'abbiamo visto, è la forma di comunicazione più diretta di queste ore, insieme ovviamente all'interazione con le televisioni evidentemente. Un messaggio, quello di ieri sera, della tarda serata di ieri, del sindaco Luigi Brugnaro, che parla anche delle voci incontrollate che lo volevano addirittura ammalato. Sentite Brugnaro poche ore fa. Stare a casa oggi. Aspettate che lo faccio ripartire. Cioè, tutti mi hanno detto che devo restare a casa, oggi sono restato a casa anche lavorando, per la verità, perché insomma abbiamo
qualche problemino come penso tutti quanti potete immaginarvi. Però ho sentito che si è diffusa la voce che sarei malato. No, adesso rido perché sinceramente no ancora, forse qualcuno ci sperava. No, sto bene, voglio rassicurare tutti quanti, ecco, così non faccio altre telefonate, no? Già, sto benissimo. Oggi sto a casa, ma insomma io già stasera può darsi faccia qualche giretto di controllo, non lo prometto al 100%. No, sono sul pezzo, dobbiamo lavorare. Voglio ringraziare sempre tutti quelli che mi stanno aiutando, insomma sono veramente tanti, e anche tanti cittadini, devo dire, che mi chiamano, mi scrivono, poi vedo anche i Twitter divertenti eccetera. Insomma continuiamo a stare in casa, a portare un sorriso ai bambini, a tutti quanti. È un momento difficile, però insomma ci sono tante persone che continuano a lavorare, i sanitari ovviamente prima di tutto, ma poi ci sono tutti i lavoratori e le persone, le aziende che vanno avanti, forze dell'ordine, tutti quanti. Bisogna continuare a raccontarcelo e a dirci che è importante che questi continuino, dobbiamo tenere i motori accesi dell'Italia e, con tutto il rispetto dovuto ovviamente per la situazione critica eccetera eccetera, dobbiamo continuare in casa possibilmente a sorridere, a essere allegri, a suonare qualche strumento per chi ha la fortuna di saperlo fare, e vi abbraccio a tutti, grazie a tutti i veneziani, a tutti gli italiani, perché ce la faremo insieme ce la faremo. Le parole del sindaco Luigi Brugnaro. Nel frattempo oggi nel Consiglio dei Ministri dovrebbe appunto arrivare finalmente il nuovo decreto economico anti-coronavirus, il cosiddetto decretone. Qualcosa si sta muovendo intanto a Marghera, ma sono le consuete prove tecniche prima del punto stampa di Zaia. Il nuovo decreto economico anti-coronavirus, il cosiddetto decretone o decreto Salva Italia, con tutte le misure previste dal governo, quindi magari potremo darvi anche maggiori dettagli su quanto è stato deciso dopo il voto per lo scostamento al bilancio approvato in Parlamento di quei 25 miliardi messi a deficit. Il Conte bis, il governo dovrebbe utilizzarne già 18 per il maxi decreto. Aspetteremo di capire cosa nel concreto, come viene attuato. Ce n'ha già anticipato un po' il sottosegretario all'economia Pierpaolo Baretta nelle ultime ore. Ora sentiamo proprio le parole di Baretta rilasciate appunto ieri alla nostra emittente. Sicurezza e misure per il contenimento del coronavirus nei luoghi di lavoro. Raggiunta nella notte l'intesa tra governo, sindacati ed imprese, 13 punti del protocollo nel quale vengono indicate le misure di precauzione da adottare per evitare i contagi, concordata la riduzione delle attività produttive. La possibilità di ridurre l'attività produttiva ai servizi essenziali e alla produzione essenziale, anche quindi di fermare eventualmente dei reparti produttivi se questi non fanno parte dell'elenco delle primarie essenzialità per il bene comune e la collettività. Per chi deve lavorare al fine di garantire i servizi essenziali, oltre a sanitari e forze dell'ordine, le aziende dell'agroalimentare, farmaceutico, mobilità, informazione, previsto l'obbligo di presidi sanitari e norme igieniche tali da garantire la sicurezza dei lavoratori. Queste tre normative, l'utilizzo della cassa integrazione degli ammortizzatori, le norme igienico-sanitarie e il lavoro a distanza ci consentono di dare una vera protezione a chi è obbligato a lavorare per tenere in piedi la condizione dei servizi essenziali. Per i lavoratori a casa è previsto il ricorso alla cassa integrazione, a tutti gli ammortizzatori sociali e laddove possibile lo smart working, ammortizzatori che verranno estesi anche ai lavoratori autonomi e ad aziende al di sotto dei 5 dipendenti. Per questi abbiamo deciso la possibilità di accedere al fondo per l'integrazione salariale, in maniera tale che anche i lavoratori delle piccolissime aziende abbiano un ristoro in questa situazione. Per quanto riguarda i lavoratori autonomi, partite IVA e professionisti, ci stiamo orientando su un finanziamento intanto per questo mese di 500 euro a tutti, in maniera tale che ci sia un primo ristoro di questa situazione di emergenza, sapendo che poi nei prossimi giorni e settimane dovremo affinare ulteriori interventi un po' più strutturali.
Le parole del sottosegretario Pierpaolo Baretta, nonché, lo ricordo, candidato sindaco per il centro-sinistra a Venezia, che appunto parlano della sicurezza. Io ogni tanto do un'occhiata allo schermo qui a fianco proprio per vedere com'è la situazione a Marghera. Eccolo lì il tavolo della unità di crisi, della sala stampa dell'unità di crisi, dove appunto quotidianamente il governatore Zaia ci porta le ultime novità, non solo evidentemente per quanto riguarda i dati che più o meno già vi abbiamo dato, ma le decisioni, le eventuali decisioni o gli appelli, così come ha fatto qualche giorno fa. Ieri la notizia, insomma, del cosiddetto progetto del tampone on the road, del tampone a campione, per poter individuare il maggior numero di asintomatici positivi e cercare ancora in modo più stringente di contenere il contagio. Questo dovrebbe essere il video, adesso ve lo facciamo vedere, del vice ministro alla salute Pierpaolo Silleri, che si trova appunto in isolamento perché è positivo. Allora sentite quanto ha detto il vice ministro alla salute Silleri. Innanzitutto posso dire che sto bene. È chiaro che la sera i sintomi diventano un po' più forti, come può essere una fortissima influenza, ma ovviamente vedremo poi i prossimi giorni come andrà. Devo misurare la febbre, accortezze quotidiane, ovviamente lontananza da mia moglie e mio figlio, e aspettiamo e vediamo giorno per giorno ciò che accade. Una cosa è certa, si continua a lavorare a pieno regime, anche da casa, anzi ringrazio i miei collaboratori che praticamente riescono a svolgere un lavoro impeccabile anche a distanza. Un grazie particolare a tutti coloro che mi hanno mandato dei messaggi, e so che l'affetto del quale sono lusingato però è un affetto sicuramente molto più ampio, destinato a tutti coloro che quotidianamente stanno combattendo questa guerra, a coloro che si sono ammalati, a coloro che non ce l'hanno fatta, alle loro famiglie. L'Italia vincerà questa guerra qui grazie alla responsabilità, all'amore, alla solidarietà, verrà fuori tutta la resilienza di questo popolo. E allora lo abbiamo visto anche precedentemente a questa ammissione, insomma, questa notizia che anche il vice ministro alla salute Silleri, Pierpaolo Silleri del Movimento 5 Stelle, è positivo, ma che i vertici istituzionali o vertici anche politici ci fosse la possibilità di un loro contagio. L'abbiamo visto già fin da quando il segretario dei Dem, nonché governatore del Lazio Zingaretti, appunto, aveva annunciato la sua positività. E allora il controllo di chi regge le emergenze sanitarie è fondamentale per garantire una continuità istituzionale. Anche il governatore Zaia evidentemente si è sottoposto al tampone, è negativo, lo ha annunciato lui stesso ieri sera proprio qui da noi al telegiornale. Sentitelo. Si preoccupano della sua salute, Presidente. Chiedete se lui ha fatto il tampone. Forse sì, dopo quello che è successo anche ad altri governatori. No, guarda, io allora l'ho fatto semplicemente per un motivo, perché essendo unità di crisi, quindi l'unità di crisi è l'unità che si trova con i vertici della sanità, i vertici della statistica, i vertici della protezione civile tutte le mattine, ci hanno detto come protocollo di essere tamponati con una scadenza regolare, per evitare che se ce n'è uno positivo non infetti tutti, perché se cade la testa della macchina che governa la sanità in questo momento siamo spacciati. Certo. Per cui io l'ho fatto, sono negativo al momento, però poi sapete che il tampone puoi diventare positivo dopo un istante che lo hai fatto, quindi statisticamente bisognerebbe farlo, avere una flebo che ti fa il tampone in continuazione, che è impensabile. Però penso che con un po' di accorgimenti e l'isolamento, io faccio l'isolamento, sia chiaro, cioè vado al lavoro tutte le mattine, ci vado con la mia auto, non carico nessuno in macchina, parto 7 e mezza da casa, 8 e mezza, dipende dagli orari, sono alla protezione civile Marghera, mi chiudo in una stanza dove ci sono due dipendenti che fanno segreteria, i 6, 7, 8 persone che fanno unità di crisi, e poi abbiamo un grande video che fa videoconferenze
in continuo con Roma, con le sanità, con il governo e stiamo chiusi dentro lì. Quindi il mio isolamento è questo, io non ho altre relazioni e vengo qui quando mi chiamate qui e basta, e mi tenete a distanza, per cui siamo a posto. L'importanza dunque di garantire il controllo anche su chi evidentemente sta gestendo l'emergenza è fondamentale. In attesa sempre del punto stampa di Zaia facciamo vedere queste immagini dell'acqua in qualche modo tornata limpida a Venezia. Come sapete Venezia in questi giorni l'abbiamo visto nei nostri servizi, una Venezia spettrale come tutti i centri, grossi centri della regione, alle prese con le restrizioni, ma Venezia chiaramente, lo sguardo su una Venezia deserta è incredibile se pensiamo al turismo di ogni giorno nelle condizioni normali, e l'assenza di moto ondoso e l'assenza di inquinamento dei passaggi in laguna fa tornare limpida l'acqua nei canali di Venezia. È uno dei volti paradossali di questa emergenza, quello di vedere una Venezia alle prese appunto con quest'acqua certamente molto diversa da quella che siamo abituati a vedere ogni giorno, così come siamo abituati a vedere una Venezia piena di turisti, e in questi giorni in Piazza San Marco si sentono i gabbiani, si sentono i rumori dei passi di i pochissimi che ancora ci camminano. Vediamo un secondo cosa possiamo dire ulteriormente, aspettando ancora il governatore Zaia. Sì, parliamo delle tante donazioni, insomma, della solidarietà, della raccolta, della gara di solidarietà per le ULSS del Veneto, ma non solo. Allora, le donazioni di Assindustria Veneto Centro, industriali di Treviso e di Padova in questi giorni. No. Allora, dovrebbe esserci il servizio, esatto. Sì. Noi dobbiamo essere responsabili e proteggere le categorie più fragili. Lo so che è un impegno restare a casa, non è piacevole, però vi garantisco che è l'unica maniera per evitare il contagio. Dobbiamo proteggere le persone più deboli, le più fragili. Anche stando in casa è possibile tessere fili, ravvivare relazioni di prossimità e con creatività aiutare i più fragili a vivere questo tempo. Una telefonata per un saluto, una preghiera o un piccolo favore al vicino di Pianerottolo. Sosteniamo anche noi, come comunità e come famiglie cristiane, chi fa il bene, da qualsiasi parte provenga e si realizzi. Comune, Diocesi di Padova e Centro Servizi per il Volontariato insieme per coordinare in questo momento storico gli aiuti alle persone sole e fragili. Sostegno da portare al loro domicilio e quindi da fare in sicurezza con l'aiuto dei volontari di protezione civile. I bisogni saranno raccolti dal Comune al numero dedicato 049 23 23 009. L'obiettivo è dare una risposta efficace ai bisogni di primaria necessità delle persone con fragilità nel periodo di emergenza e post-emergenza sanitaria, perché questi non diventino emergenze sociali. Le associazioni, la Caritas, i servizi sociali e alcune realtà produttive lavoreranno in rete per la telefonata amica, la consegna a domicilio di beni di prima necessità e una risposta abitativa per i senza dimora. I padovani potranno aiutare da casa, donando come spiegato su questa pagina del sito internet Produzioni dal Basso. Obiettivo 61.000 euro entro giugno. Noi diamo una risposta alle persone in difficoltà, ma abbiamo bisogno del vostro aiuto, da casa. Noi, per Padova, ci siamo. Allora, questo è il servizio relativo, intanto i messaggi insomma, della comunità, dal Comune alla Diocesi di Padova, quel noi ci siamo, ma poi c'è quel noi ci siamo anche con gli aiuti, e le dicevamo prima, donazioni di Assindustria Veneto Centro, la generosità in questi momenti, la corsa
solidale da parte un po' di tutti per dare una mano. Vediamo se c'è il servizio. No. Non c'è ancora. Allora, vediamo se c'è qualcos'altro, in questo momento. Io ricordo che stiamo per collegarci con il governatore Luca Zaia, all'unità di crisi di Marghera. Nel frattempo il mondo fa i conti con il coronavirus, ormai l'emergenza è quella di una pandemia dichiarata dall'OMS, si sono accorti un po' tutti in questi giorni, evidentemente in ritardo di quanto stava avvenendo. Emergenza nazionale negli Stati Uniti, Trump ha fatto il tampone, è risultato negativo al test, Austria e Repubblica Ceca chiudono tutto, il ministro francese a rischio il 50% della popolazione, Sanchez, premier spagnolo, chiude il paese come l'Italia. Quel come l'Italia è un refrain un po' di queste ore in tutti i paesi d'Europa, 6.400 contagi in Spagna con 192 morti, positiva anche la moglie del premier spagnolo, mentre come sappiamo in Regno Unito il governo Johnson ha varato la fase 2, cioè gli ultra settantenni in quarantena. Sapete però che il governo Johnson ha anche il piano della immunità di gregge con una previsione di un 60% di popolazione contagiata per creare l'immunità di gregge, ed è una scelta che sta creando tantissime polemiche, mentre a Bergamo è morto un operatore del 118 di appena 46 anni, una delle persone più giovani, una delle vittime più giovani del coronavirus in Italia. Questo per far capire come, e lo abbiamo sentito e visto tante volte, non è purtroppo la malattia degli anziani così come si pensava. Certamente la letalità è molto alta, soprattutto in Veneto, legata all'età, agli ultra ottantenni con patologie pregresse, ma il virus vede persone in terapia intensiva anche di fasce molto più basse. Questo dovrebbe essere ancora una volta il monito definitivo per poter seguire quelle regole che non vengono ancora seguite. Ancora il governatore Zaia, direi, sulla questione delle aziende alle prese con i dispositivi di sicurezza, perché un po' rifacendosi all'accordo nazionale sui dispositivi di sicurezza nelle aziende, il governatore parla dei controlli che verranno effettuati. Invito veramente tutte le imprese di fare in modo che ci siano i dispositivi, la messa in sicurezza dei lavoratori. I controlli li farò fare anch'io, lo annuncio. È sabato, no? Sabato, domenica, c'è tempo prima di arrivare a lunedì. Non è una minaccia, ma è un dato di fatto. Io penso che i controllori delle ULSS debbano occuparsi a questo punto di questa messa in sicurezza. Se i lavoratori... Quindi manderete gli Spisal, insomma, da lunedì. Sì, ma guardi, lo dico perché è corretto farlo. Stiamo parlando della salute dei lavoratori, ma di tutta una comunità, perché se le aziende diventano un incubatoio di contagio per il virus, significa che ognuno poi si porta a casa la propria dote di virus e si continua a far proliferare il virus nella comunità. Questo è evitabile se si usano i dispositivi, a me sono concesso che si trovino. Ma perché c'è questo problema enorme delle mascherine. Se vuole parliamo anche delle mascherine e di tutte le regole che si debbono adottare in quei 13 punti che hanno deciso. Quindi io spero e chiedo che i lavoratori siano messi in sicurezza. E questo è l'appello del governatore Zaia, appello che farà seguito evidentemente ai controlli anche stringenti, quei controlli stringenti che ha annunciato e che probabilmente verrà ribadito oggi nel corso del punto stampa che stiamo attendendo da Marghera. I messaggi anche dei cosiddetti VIP, delle persone famose, per convincere un po' le persone a vivere questo momento evidentemente difficile con per quanto possibile serenità. Attenzione, mi dicono che stanno per scendere, diciamo,
gli assessori e il governatore. A quanto è dato sapere, molto probabilmente, come è accaduto in questi giorni, ci sarà il governatore Zaia al centro e poi al suo fianco l'assessore, eccola qua, l'assessore Lanzarin, la vedo, appena arrivata. Lasciamo pure questa, se riusciamo a vedere lo schermo, l'assessore alla sanità Manuela Lanzarin, poi dovrebbe esserci l'assessore alla protezione civile regionale Giampaolo Bottaccini, e al centro il governatore Luca Zaia, che poi solitamente lascia il posto ai suoi assessori se hanno appunto comunicazioni da fare. Quindi siamo veramente vicini al punto stampa del governatore Zaia. Allora, nel frattempo io direi così, facciamo vedere il servizio sui messaggi, dal mondo della cultura e non solo ai veneti, pronti ovviamente a sganciare nel momento in cui il governatore inizierà il suo discorso. Vediamo. È un periodo difficilissimo, lo è per tutti, siamo tutti chiusi in casa, è difficile vivere da soli, isolati, senza i contatti con i parenti. Non bisogna disperare, bisogna essere ottimisti, bisogna avere molta pazienza. Il direttore della Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica di Venezia, Alberto Barbera, in esclusiva per i nostri media. E buona domenica. Non è una buona domenica, Filippo. Vediamo perché le arrivano anche più E allora innanzitutto grazie anche per la cortesia e perdonateci per il ritardo, ma è stata una mattina impegnativa, insomma abbiamo iniziato questa mattina presto con le attività, sono qui accompagnato dall'assessore Lanzarin, alla mia destra assessore alla sanità, alla salute, e l'assessore Bottaccini alla mia sinistra che è l'assessore alla protezione civile. Abbiamo avuto questa mattina la videoconferenza con la protezione civile nazionale come al solito, come tutte le mattine. Abbiamo fatto una videoconferenza importante con tutti i direttori generali, quindi con la sanità del Veneto, la presenza ovviamente oltre degli assessori anche del dottor Mantoan e di tutta la squadra della sanità e ovviamente della protezione civile, presente l'ingegner Soppelsa. Poi abbiamo fatto altre videoconferenze, ho parlato anche stamattina con i ministri sia Speranza che con il ministro Boccia, e vi dico quali sono le risultanze e i ragionamenti che vogliamo fare oggi. Oggi siamo davanti a 2172 positivi, abbiamo 2172 veneti che noi abbiamo intercettato con la nostra politica dei tamponi. Ricoverati ne abbiamo 426, sono persone che hanno bisogno di cure per guarire. In terapia intensiva 129, dimessi 120 e purtroppo decessi, persone che hanno perso la vita con questa tragedia, con questa emergenza, sono 63. Allora, primo appello, i veneti devono continuare a stringere i denti e a restare in casa. Personalmente penso che le misure restrittive siano la direzione giusta, perché misure restrittive applicate alla nostra politica sanitaria dei tamponi con l'isolamento fiduciario ci portano nella direzione giusta. È un sacrificio, mi rendo conto che è un grande sacrificio, ma se abbassiamo la guardia adesso finisce che qualcuno perde la vita. Quindi tutti noi abbiamo la responsabilità della salute anche del vicino di casa, del parente, del figlio, del genitore, del nipote, quindi restiamo a casa per quanto possibile. Vi annuncio già che abbiamo dato mandato a tutte le SPISAL del Veneto di iniziare da domani mattina un controllo, diciamo collaborativo ma a tappeto, di tutte le aziende, partendo dalle aziende più strutturate, rispetto all'utilizzo dei dispositivi e della messa in sicurezza dei lavoratori. Ho chiesto che non si faccia sconti a nessuno, non è uno stato di polizia, però è pur vero che prima viene la salute dei nostri lavoratori. Molti cittadini ci scrivono, vorrei rispiegare al mondo intero
che le scuole, la chiusura delle scuole, la chiusura delle aziende non è competenza della Regione. Vi evito la domanda, vi dico qual è la mia posizione, che si può lavorare in azienda solo se la messa in sicurezza è totale, altrimenti viene prima meno la sicurezza sanitaria del lavoratore e poi quella di tutta una comunità. Quindi l'assenza di misure garantisce la presenza di un contagio che cresce, la presenza di misure mette in sicurezza tutti. Detto questo vi dico che il nostro modello, anzi i modelli matematici che abbiamo e che sono stati elaborati dal settore sanità, dagli esperti di statistica, ci dicono molte cose che stiamo seguendo in questi giorni. Ci dicono comunque che dobbiamo ancora insistere nell'isolamento, ci dicono che comunque dobbiamo ancora chiedere ai veneti di stare a casa, e penso che i veneti lo hanno dimostrato in queste ore con un grande senso di responsabilità, di solidarietà e di coerenza, perché questa battaglia, come dico sempre io, non la si vince solo con l'ospedale. La prima cura al coronavirus è il cittadino, siamo noi veneti. I modelli ci danno delle proiezioni che sono preoccupanti, i modelli ci danno delle proiezioni che rischiano di mandarci in crash, cioè in totale emergenza. Bisogna governarli con il saper restare a casa e rispettare tutte le regole, che sono quelle delle distanze, che sono quelle dell'evitare luoghi affollati, ma ormai occasioni di luoghi affollati non ce ne sono più, ma anche quelle di organizzare la cena di condominio, la tombola, o venite a vedere la televisione da me visto che c'è il coprifuoco. Non funziona così. Ma sono quelle anche della prudenza, sono anche quelle di misure che abbiamo deciso di adottare questa mattina in unità di crisi, che sono assolutamente misure prudenziali, precauzionali, che si aggiungono a quelle adottate nei giorni scorsi, che sono con la filosofia, lo dicevo oggi ai direttori generali dell'ULSS, che è come quando si fa la valigia per un viaggio. Cos'è che si fa? A prescindere dalle previsioni meteo di quel posto, comunque ci si premura di avere l'abbigliamento per la pioggia, il golfino per il freddo, perché se farà freddo, qualcosa altro perché voglio evitare che se è troppo caldo devo avere... Ecco, noi stiamo preparando la valigia. Non è necessario poi utilizzare tutto quello che abbiamo in valigia, perché se non pioverà mai non tireremo mai fuori l'impermeabile che abbiamo messo in valigia, però dobbiamo averlo. Allora la valigia oggi ci dice che identifichiamo dei centri Covid, cioè dei centri coronavirus in ogni provincia, e sono degli ospedali che diventeranno all'occorrenza totalmente dedicati ai cittadini malati di coronavirus, e sono gli ospedali che avete nella lista, che evito di citarvi, ma posso anche citarvi, e sono un'ala dell'ospedale di Belluno, l'ospedale di Vittorio Veneto e l'ospedale San Camillo per Treviso, l'ospedale di Dolo e l'ospedale Villa Salus di Venezia, quindi Serenissima, l'ospedale di Jesolo per il Veneto orientale, l'ospedale di Trecenta per la Polesana, l'ospedale di Schiavonia per la zona del Padovano, l'ospedale di Sant'Orso per la zona berica e pedemontana, e poi l'ospedale di Borgo Roma e di Villafranca. Ovvio è che non è un interruttore on-off, però nel frattempo noi ci stiamo attrezzando. Questi ospedali ci permetteranno di avere 1300 posti letto di terapia di malattie infettive, 212 di pneumologia e semi-intensiva e 206 nuovi posti letto di terapia intensiva. Vi diamo poi un quadro generale di come verranno distribuiti tutti i posti letto, e sono tanti, ne posso avere uno? E sono tanti perché nel piano che abbiamo fatto vi dico solo che abbiamo oltre 800 terapie intensive. Abbiamo... No, ma ce l'ho qua. Abbiamo 800... Ah sì, grazie, sì, ho questo, grazie. Abbiamo esattamente 825 posti di terapia intensiva, 383 di terapia semi-intensiva e 1777 posti di
terapie infettive, per un totale di quasi 3.000 posti aggiuntivi, di 3.000 posti scusate in totale. In più ricordo che abbiamo rimesso in moto le strutture degli ex ospedali con non poca fatica, con altri 740 posti. Insomma, noi ci stiamo preparando al brutto tempo, lo facciamo come al solito da veneti, lo facciamo con prudenza, lo facciamo con visione, perché i veneti sono sempre abituati ad avere, come si dice, avere fieno in cascina, no? Come si dice, avere sempre la tranquillità di avere, e non a caso siamo un popolo di risparmiatori, di avere la tranquillità, di avere certezza del futuro. Lo facciamo con molto senso anche di responsabilità, ci rendiamo conto di aver ridotto aver dato come indicazione di ridurre le attività ospedaliere, garantiamo, voglio ricordare, l'attività chirurgica per gli oncologici, per tutti i malati gravi, ovviamente ricordo che si va a garantire tutta l'attività materno-infantile, quindi tutto quello che riguarda il materno-infantile, le attività vaccinali, tutte le visite urgenti e quindi le categorie U e B, e poi tutto quello che sono, insomma, secondo il buon senso, le urgenze che vanno affrontate. Però dobbiamo prepararci al fatto che se il modello continua a dirci che non sono ancora sufficienti le misure adottate, bisogna prepararci al fatto che dovremo avere una rete di ospedali che dovremo pian piano riempire con malati gravi di coronavirus. Quindi sto parlando di malattie infettive, sto parlando di ovviamente terapie semi-intensive e sto parlando di terapie intensive. È un piano coronavirus, è il piano di emergenza del coronavirus. Guardate, lo abbiamo valutato per 4 giorni, a parte il fatto che questo è un piano che si è costruito giorno dopo giorno con l'inizio dell'emergenza, ma in questi ultimi 4 giorni l'abbiamo valutato, lo abbiamo calibrato in maniera tale da poter garantire anche l'ordinaria amministrazione, per quanto possibile ovviamente l'ordinaria amministrazione. Qualcuno si chiederà, ma perché non avete scelto i capannoni o quant'altro? Sono l'estrema ratio. Per ora noi abbiamo deciso di curare i nostri cittadini all'interno degli ospedali. È ovvio che se il maltempo dovesse trasformarsi in un uragano, in una tragedia meteorologica, allora significa che non basteranno più gli ospedali, non ci saranno più letti, ma noi per arrivare a questo livello vuol dire che avremo perso la collaborazione dei cittadini. C'è un medico che ha fatto diffuso un video che dice: voglio spiegare in maniera molto sintetica ai cittadini cosa significhi stare a casa. Se non stai a casa corri il rischio di ammalarti e corri il rischio anche di morire. Queste frasi io non le avrei mai volute dire, ma è bene ricordare ai cittadini che con questo virus, per come si sta comportando, per come dimostra anche di sapersi mutare da un istante all'altro e dalle informazioni che abbiamo, ci vuole molta prudenza. Quindi invito i cittadini a restare a casa. Se avete domande, prego. Prego. Riusciamo a garantire 825 terapie intensive operative? Sì. Considerate, grazie per la domanda Filippo. Perché mi sembra che ci fosse un problema di macchinari. Noi abbiamo prudentemente acquistato, diciamo, in tempi non di guerra già i primi ordini di macchinari, ovviamente in tempi di pace, diciamo. Durante l'emergenza abbiamo cercato e continuato ad acquistare con i limiti dell'emergenza del mondo intero. Anche qui lo vorrei dire per dare anche una spiegazione al tema delle mascherine. Anche questo è bene spiegarlo. Il tema delle mascherine. In questo momento a livello planetario le mascherine letteralmente vengono rubate da una comunità all'altra. Rubate fra virgolette, nel senso che sullo stesso lotto arrivano più comunità e ormai si va solo a rialzo. Dopo un certo punto ti devi fermare perché non è più neanche sostenibile l'operazione, ammesso e non concesso che arrivino. Vi ricordo che ci sono colleghi governatori che hanno visto arrivare gli scatoloni vuoti, hanno pagato degli scatoloni vuoti. E adesso sembra che nelle ultime ore ci sia più movimento a livello di offerenti, però stiamo parlando di grandi quantità e quindi faccio un appello al governo. Stiamo parlando di grandi quantità, stiamo parlando di tonnellate di materiale che dicono di avere in giro per il mondo, ma tutti chiedono il pagamento anticipato. Allora, se noi enti pubblici veniamo messi nelle condizioni, e spero che il governo riesca a trovare una soluzione, di inserire in questo decreto la possibilità di avere la misura della lettera di credito,
noi possiamo garantire al cinese di turno piuttosto che al turco di turno o al brasiliano di turno che ha certezza di avere i suoi soldi e che ci spedisca la merce, ma è altrettanto vero che è difficile pagare merci per 6, 7, 8 milioni, queste sono le cifre, e star lì a pregare che ti arrivino gli scatoloni pieni e non vuoti, perché poi gli interlocutori che hai dall'altra parte del mondo spesso sono numeri di telefono, cioè non è che abbiamo siti internet che ci vanno a validare, perché il 90% dei casi sono mediatori, broker, sono commercianti che comunque fanno da intermediari con le aziende che producono. Questa disponibilità di grafica veneta viene presa in considerazione? Guarda, abbiamo costruito assieme il percorso e anche lì speriamo che nel decreto venga inserita una norma che ci dia modo di interpretare meglio la partita degli elementi di protezione individuale. Questo ci permetterebbe di dare un bel segnale ai veneti, perché noi siamo pronti per un'altra operazione a favore dei veneti, però capite che se non ci autorizzano abbiamo anche questa difficoltà. Io ho un'ultima cosa, poi mi taccio. Ieri c'era sembrato di cogliere un cautissimo segnale, non dico positivo, ma insomma tu avevi detto forse intravedremo un po' di luce flebile nel tunnel. Ma guardate, io sono uno positivo, nel senso che dico sempre che dopo la pioggia viene il sereno, finirà anche sta vicenda, bisogna uscirne con le ossa rotte poco. E ossa rotte per noi significa che abbiamo già 63 persone che hanno perso la vita e a me non sembra che siano poco rotte. Allora, io ieri ho detto una cosa, fra 4 o 5 giorni vi dirò se ha funzionato o no la misura restrittiva e se saremmo stati bravi. I veneti stanno facendo un sacrificio immane, in particolar modo mi rivolgo ai ragazzi che stanno a casa, perché so cosa significhi stare a casa avendo 16, 17 anni, 18 anni, 20 anni. È un grande sacrificio, anche se qualcuno viene da sorridere, perché uno a quell'età pensa di andare a divertirsi ed è naturale e giusto che sia così, per cui veramente chiedo a tutti di restare a casa. Confermato il discorso dell'attesa del picco tra 24 e 28 marzo? Guardate, potrebbe arrivare anche prima se il sistema non funziona, per cui veramente stiamo a casa. Perché l'alternativa al contenimento è il coprifuoco, lo potete scrivere che ve l'ho detto io, l'alternativa a questo al contenimento, se non ci sarà, è il coprifuoco. Faccio un appello, me lo segnalano molti commercianti, faccio appello al buon cuore dei veneti. Ci sono dei veneti che, siccome non sanno che scusa avere per uscire, vanno 5 volte, 6 volte al supermercato, intasando i supermercati e rischiando anche di contagiarsi o di contagiare qualcuno. Quindi cercate di fare la spesa una volta al giorno. Siccome ci sono già 3 negozianti che ce l'hanno segnalato da 3 parti diverse del Veneto, evitiamo di andare con l'alibi del cartone di latte per andare a fare la passeggiata fino al supermercato o farsi il giro in macchina. Bisogna darci una volta al giorno. Se ci si dimentica di quello che si doveva comprare, si torna il giorno dopo. Prego. Se abbiamo un dato sul picco previsto, anche se so che può mettere i brividi, e poi sui numeri del fabbisogno di mascherine e respiratori meccanici, cioè un dato su cui punto siamo? Noi abbiamo, sulle mascherine noi abbiamo, se non ricordo male, 2,5 milioni di mascherine ordinate in arrivo, con tutto quello che c'è di mezzo, nel senso che ne sono arrivate, ne arrivano costantemente, non tante ma ne arrivano. Ce ne vorrebbero molte di più. Ricordo che il mondo della sanità, se cambiasse la mascherina una volta al giorno, quindi 2 mascherine a testa al giorno, sono già minimo 100.000 mascherine al giorno per dare una dimensione dei fabbisogni della sanità del Veneto. Ma vuol dire andare via proprio tirati col freno a mano? Cioè, immagino che un sanitario avrebbe la necessità, ed è corretto, di cambiarle anche 10 volte al giorno le mascherine. E quindi che i nostri sanitari siano da ringraziare e facciano un atto eroico è indubbio questo. Dall'altro non posso accettare che si faccia passare l'idea, qualcuno tenta di far passare l'idea che le mascherine non ci sono perché la regione non le ha comprate. Le mascherine non ci sono, prova ne sia che non c'è un negozio, un rivenditore che riesce a darvi un qualsiasi tipo di mascherina, ma non solo in Veneto, in tutte le regioni, in Europa e dappertutto c'è una deficienza di questo prodotto. Quanto al picco, guardate, noi abbiamo la necessità di dirvi che
alla volta di una decina di giorni, se il trend sarà questo, si rischia forse anche prima di andare in crash, cioè di occupare i posti base di terapia intensiva, che sono 494 sugli 825. Però nel frattempo noi stiamo allestendo gli altri, siamo in grossa difficoltà perché le terapie intensive sono la vera sfida assieme alle malattie infettive, per cui abbiamo necessità di ampliare ovviamente con gli ospedali che vi ho citato prima questi centri per fare in modo che in maniera reticolare tutto il territorio sia servito. Noi ragioniamo con l'idea che il paziente di Belluno non lo possiamo portare a Padova, dobbiamo curarlo bene a Belluno, e sottolineo bene come si dovesse curare a Padova. Presidente, scusi, ci stanno arrivando da questa mattina continue segnalazioni del Parco Bissuola e altri qui nella zona che sono pieni così stamattina. È una vergogna, se è così è una vergogna. Peraltro, guardate, io sto anche pensando di proporre, ve lo annuncio, anche un inasprimento di alcune attività, tipo quella dei parchi, dei campetti giochi o quant'altro, perché è pur vero che i ragazzi c'è spensieratezza, è nel DNA ed è bene che sia così, ma immagino che tutti i ragazzi che vedo abbiano anche dei genitori a casa, e vedi se tuo figlio esce vestito per andare a giocare a calcio piuttosto che a pallacanestro. Penso che questo sia un tema che dovremmo affrontare e quindi andremo a inasprire, non escludo di fare anche un'ordinanza su questo. Ecco, c'è poi un'altra questione, sono anche parecchi gli operatori che lavorano all'interno delle case di riposo che dicono che non hanno... Stiamo provvedendo a quello e non solo, considerate che le mascherine, cioè se io vi dicessi quante telefonate ho fatto da ieri sera a stamattina alle 5, alle 6, potrei portarvi, anzi alcuni sono anche veneti quelli che ho chiamato, per dirvi che stiamo addirittura pensando, se ce la facessimo, di mettere in piedi un sistema di produzione tutto nostro, di mascherine vere, non quelle, quindi cioè, per capirci, se avessimo saputo, guardate qua sono tutti che sanno tutto, io dico solo una roba, che io ho sentito come voi una montagna di esperti parlare e non ditemi di no, li avete sentiti gli esperti? Avete mai sentito dire che questa emergenza ha bisogno di due robe, mascherine e i respiratori meccanici? Ditemi se l'avete sentito uno. Se venissero da voi qualsiasi cittadino del mondo vi dicesse, voi che siete stati in mezzo alla tragedia del coronavirus, che idea vi siete fatti? Sapete cosa dite? Mascherine e respiratori meccanici. Allora mi chiedo, gli esperti dove sono stati fino adesso? A noi servono mascherine e respiratori meccanici. Quanti respiratori ancora? Ma guardate, noi stiamo continuando, allora ce ne sono arrivati 90 più 12 dalla protezione civile, che abbiamo ovviamente negoziato per avere, ne aspettiamo un altro centinaio, altri li abbiamo comprati una sessantina, 90, una sessantina li abbiamo comprati prima sapendo che arrivava il brutto tempo, noi ci siamo attrezzati, carte alla mano, che non passi l'idea, cioè noi ci siamo mossi quando abbiamo visto che è stato dichiarato lo stato d'emergenza in Italia, ed era ancora 2 mesi fa ormai, a gennaio. Ovvio è che il mercato l'abbiamo trovato subito asfittico, perché se qualcuno ci avesse detto a novembre, quando è scoppiata la tragedia di Wuhan, invece di raccontarci la storia dell'influenza, ci avesse detto guardate che qui ci vuole ossigeno e respiratori meccanici, magari ci saremmo attrezzati anche in maniera diversa, no? Cioè questa è una nuova storia. Quando mai avete sentito dire che un paziente di questi in terapia intensiva aspira e ha necessità di 40 volte l'ossigeno di un paziente normale in terapia intensiva? Quante volte avete sentito dire in TV che questi pazienti che aspirano tanto ossigeno fanno congelare gli impianti di distribuzione dell'ossigeno negli ospedali perché passa troppo gas? E io mi domando dove hanno visto queste tragedie sti scienziati. Comunque andiamo avanti, siccome noi veneti siamo abituati a guardare avanti, adesso diamo parola a Zennaro, prego. Volevo solo chiedere quanta gente è prima entrata e poi uscita dalla terapia intensiva, uscita ovviamente. Guarda, io ti posso dire che abbiamo già dimesso 127 persone, no, in generale, nello specifico posso garantire che ne abbiamo, come si è svezzato, si dice? Sì, nel senso che tolto il tubo e riabituati, riportati alla respirazione naturale. Insomma, purtroppo ci sono notizie negative dei decessi, ma ce ne sono anche di positive di chi esce dalle terapie intensive. Cioè il numero non lo sai? Vi faremo un calcolo, guardate, onestamente ve lo dico e dovete capire, i numeri significano persone coi camici che mollano un attimo la siringa
e segnano, digitano. Anche noi ci limitiamo a un certo punto, perché onestamente non possiamo chiedere in continuazione, se no diventano dei burocrati. E quindi pian piano ve lo faremo avere, faremo un bilancio entrate e uscite delle terapie intensive, riusciamo a ricostruirlo anche post, se vogliamo questo. Dall'altro fatemi ringraziare tutti i dipendenti che stanno facendo uno sforzo immane, e questi sono gli eroi che abbiamo, e forse qualcuno si pentirà di aver sempre detto che la sanità del Veneto non funziona. Questo è tutto servizio pubblico, è tutto servizio pubblico. Nelle nostre terapie intensive solo il 5%, e ringrazio i privati per essere far squadra, ma solo il 5% delle nostre terapie intensive è in mano ai privati. Cioè noi governiamo la nave e abbiamo una scialuppa che non è nostra, ma è nella nave. Chiaro, no? Abbiamo la nave e abbiamo una scialuppa che non è nostra, ma è nella nave. Altro? Io le domande dei giornali sono ancora due domande. Scusate, ma non mi vedo da... No, proprio solo un dettaglio. All'inizio ci hai dato la lista degli ospedali. Vediamo tutto cartaceo. Sì, no, era per capire. Parliamo di un piano d'emergenza, di una trasformazione di un'ala di questi ospedali? No. Totalmente. Ovviamente sarà un piano di emergenza precauzionale, non è un on-off, non è che andate a casa e dite ai veneti domani mattina che se 10 ospedali che non c'entra più niente con il servizio sanitario normale, però noi dobbiamo metterli in moto e sapere che appena noi lavoriamo col modello matematico, appena il modello ci dice, abbiamo già le autorizzazioni date a tutti i direttori generali che dismettono e entrano i pazienti. L'unico che stiamo caricando è Schiavonia, per un fatto concreto, perché Padova è il punto di riferimento del coronavirus e sforna in continuazione pazienti che dobbiamo allocare. Ne abbiamo portati 3 a piove di sacco ieri. E noi invece vorremmo dare altissima qualità di cura in un centro unico, e quindi Schiavonia è inevitabile. Vi ricordate che la sera dei 2 contagiati, il 22 febbraio, io ho detto chiudiamo Schiavonia e qualcuno mi ha dato del pazzo? Ecco, adesso ci siamo arrivati. Ma sarebbero eventualmente concentrati tutti questi ospedali? Qualità delle cure, professionisti, intensivisti, tutto. Quelli che sono, scusa se ma penso che interessi alla gente questo particolare, anche se stiamo parlando di un'ipotesi estrema e speriamo che resti sulla carta, ma ad esempio i malati ricoverati all'azienda ospedaliera di Padova o di Verona, insieme a tutti gli altri, verrebbero concentrati in questi ospedali. In questi ospedali, ognuno ha il suo nel suo territorio. Padova vanno a Schiavonia. E quindi quello che esce da Padova, dall'intensiva di Padova, va a finire la cura a Schiavonia e poi fuori. Ovviamente Schiavonia varrà anche da parte di intensivo. E ognuno la sua provincia. Per un totale di 825 terapie. Totali, bene. 2 parole solo sulla campagna dei tamponi, quando parte? Domani vi diamo informazioni, oggi parliamo di questo che è una delle scelte più importanti di questa vicenda, verrà ricordata come la scelta del piano d'emergenza del coronavirus. Questo è il piano Marshall. Sono 10 in tutto gli ospedali? Sì, ma è bene che poi vediate, scusate, questo io vi consiglio di guardarlo con attenzione. Quando tornate in ufficio, in redazione, insomma dove andate, qua avete il piano totale del Veneto, io vi ho citato i 10 dedicati, ma qui avete anche contezza di tutti i numeri. È molto comprensibile il tabellone, vedrete che lo capite velocemente. Prego. Una domanda una domanda me l'ha appena eliminata, quella sui tamponi, l'altra vorrei essere sicuro di aver capito bene. Allora, sono 494 i posti che saranno dedicati alla terapia intensiva da Covid-19, giusto? E attualmente sono pieni 129 posti. No, guardi, il totale dei posti dedicati a terapia intensiva sono 825. Terapia intensiva? No, terapia intensiva in tutto il Veneto. Di base noi abbiamo già nostri da sempre 494 posti a 8,25 che abbiamo allestito e stiamo allestendo. Quello che vorrei capire sono tutti per malattie infettive o ci sono dentro anche... Ci sono attualmente nei quelli di base, nei 4,24, un 70% ancora di terapie ordinarie
ma avendo compresso l'attività chirurgica dedicata solo agli oncologici e ai gravi, si va ad alleggerire. Consideri che mi sembra aver capito che la Lombardia deve aver già chiuso l'attività chirurgica, perché il tavolo operatorio ti collega al letto di terapia intensiva. Quindi al momento la percentuale di utilizzati... No, volevo solo capire questo. I posti per i malati Covid-19 disponibili oggi, quanti sono? Noi oggi abbiamo 129 persone in terapia intensiva nei 494. Nei 494 non glielo so dire, abbiamo ancora dei posti e stiamo costruendo altri posti. Sì, ma chiedeva rispetto a quelli presenti oggi. Abbiamo un margine di lavoro, ma che fra qualche giorno rischia di non essere più neanche un margine. Scusate ragazzi, ma per rispetto anche ai colleghi della carta stampata bisogna che io... Vabbè, facciamo domande. Anche a loro, Allora, una domanda complessiva che danno tutti, hai già risposto: quando partiranno i tamponi off the road sulla strada? Domani diamo informazioni del piano. Perfetto. È vero, come dice la NAO, chiede la collega Lanzani del Gazzettino, che la Regione non garantisce la sicurezza dei medici? La Regione garantisce la sicurezza dei medici, compatibilmente ovviamente con le attrezzature che riesce a trovare. I dispositivi purtroppo non è la colpa della Regione. Io invece ringrazio i medici che fanno questa attività professionale e etica eroica, anche in assenza a volte della possibilità di potersi cambiare la mascherina, ma non è che la Regione non garantisce perché siamo dei lazzaroni. ANAO deve capire che la Regione vorrebbe non garantire una mascherina, ma 50 mascherine a testa, che non passi l'idea che noi non diamo le mascherine perché siamo dei lazzaroni. Perché durante un'emergenza l'unica roba che non serve sono quelli che fanno polemica. Lei Presidente ha paura, chiede sempre la Lanzani? Io ho solo una paura, che è quella di vedere alzarsi il numero dei decessi, perché questa purtroppo emergenza ci porta a una contabilità che è quella dei morti, e siccome io sono qua per garantire, noi siamo qui tutti per garantire la salute dei veneti, finché ci siamo noi faremo di tutto per difendere la salute dei veneti, anche adottare misure che spesso ci hanno contestato e oggi vengono invocate, vedo. Nel centro Covid solo coronavirus o saranno altre patologie, l'abbiamo già detto. La collega Nicolussi Mauro del Corriere del Veneto, ho Covid hospital ovviamente interamente dedicati, non solo un'ala, le aree dedicate come le isolate dal resto dei reparti. Le aree dedicate a cosa? Al Covid, come le isolate. No, i Covid sono ospedali Covid, non c'è nessun problema. No, ci sarà semplicemente tipo Belluno che ha un'ala piuttosto che Borgo Roma che ha un'ala che verrà assolutamente dedicata, come accade adesso con le normali malattie infettive, cioè stiamo parlando comunque di una malattia infettiva. La collega Giacomuzzo del giornale di Vicenza dice: a che punto siete con le mascherine made in Veneto? Ma noi siamo a un punto ottimale che potremmo anche già annunciare che ci sarebbe anche la possibilità di avere anche già un magazzino. Il problema è uno solo, che stiamo aspettando un'autorizzazione dall'Istituto Superiore della Sanità, che giustamente è chiamato a rispettare delle leggi che ci sono. Oggi spero che nel decreto che si approverà oggi pomeriggio alle 3 ci sia finalmente sta norma che noi abbiamo molto caldeggiato, assieme alla norma che caldeggiamo sulla lettera di credito, in maniera tale che si possa pagare senza restare truffati, e dopo trovarci fra 5 anni la Corte dei Conti che ci fa la lezione di come bisogna comprare le mascherine, e quindi avanti. Tamponi per il personale sanitario è previsto? Assolutamente sì, domani daremo anche spiega di tutto questo. Perfetto, mi pare che abbiamo più. Grazie. Quanti volontari pensate di mandare in giro per fare i tamponi per strada? Lo spiegheremo. Sì. Grazie. Io capisco che c'è la foga di avere informazioni, ma ai veneti interessa capire se mi ammalo cosa succede. Primo, devi non ammalarti stando a casa e quindi evitiamo il contagio. Se ti ammali c'è una macchina che lavora e farà di tutto per salvarti la vita e per riportarti dritto come eri prima. È arrivata l'ultima domanda, concludiamo. Antonella Prigioni chiede: quale tasso stanno avendo gli ospedali privati nell'emergenza? Ma l'ho detto prima.
Presidente, scusi, un'ultima domanda per rispondere. Per quanto riguarda le mascherine, qualora arrivasse questo ok dalla produzione veneta, in che modo possono essere distribuite, con che priorità? Perché i cittadini hanno l'ansia, cioè le chiedono. Scusate, nella modalità del buon senso, che tutti quelli che possono darci una mano a distribuire le distribuiscono. Quindi non so, un tot a famiglia in base ai componenti, eccetera. Un tot che nei supermercati in giro c'è. Vi voglio ricordare che le cassette postali del Veneto sono circa 2,5 milioni. Fate un po' voi, cioè avere 2,5 milioni di braccia che vanno a portare si troveranno in giro, cioè cercheremo di fare in modo che tramite la protezione civile, le Proloco, voi che magari ne portate un pacchettino, ecco, ovviamente bisogna stamparle, perché se tutti all'inizio ne vogliono 100, vuol dire che 5 milioni per 100 fa 500 milioni, che vuol dire che forse fra 3 anni siamo qua a distribuire, per 3 anni siamo qui ancora ad aspettare le mascherine. Bisogna avere anche, come si può dire, un po' poca bulimia quando ci saranno le mascherine. Vi annuncio anche che io ho chiesto un pacchettino da 20, però bisogna prima farle, ragazzi, non create aspettative nei veneti. Per noi ci siamo adoperati con l'industriale a fare un ragionamento, però prima ci vuole l'autorizzazione, se no poi illudiamo le persone e a me non piace fare sta roba. È vero che comunque il Ministero della Salute avrebbe già dato la sua autorizzazione per quanto lo riguarda? L'Istituto Superiore della Sanità, non il Ministero della Salute, ho parlato io stanotte col Presidente Brusaferro, ci ha detto che c'è una disponibilità a ragionare in base alle norme oggi presenti, ma anche loro sono chiamati ad applicare leggi. In periodo di pace va bene tutto, ma in periodo di guerra bisogna fare leggi semplici e che ci rendano operative. Guardate, c'è un fermento imprenditoriale dalle nostre parti e tutti sono in grado di produrre qualcosa. Lasciamoli produrre e dopodiché arriveranno le protezioni anche ai cittadini. Vi ringrazio, buongiorno. Il materiale, scusate, ma dobbiamo farle così adesso le conferenze. Vi arriverà anche tutto online, col comunicato. Allora, così avete sentito il governatore del Veneto Luca Zaia, non so, la regia sta chiamando la pubblicità, chiedo conferma? Sì. Benissimo, allora la pubblicità, faremo un riassunto di quello che ha detto il governatore Luca Zaia, molto importante perché ha spiegato il cosiddetto piano Marshall, e poi abbiamo in linea via Skype Giacomo Vendrame della CGIL del Veneto e ci parleremo fra pochissimo. Allora, pubblicità. Rieccoci in diretta con l'edizione straordinaria. Allora, abbiamo sentito poco fa il governatore del Veneto Luca Zaia, poi lo risentiremo anche integralmente, ma tra le tante cose il punto cruciale è che il governatore ha spiegato il cosiddetto piano Marshall che ha annunciato nei giorni scorsi, e cioè la creazione, nel caso ci sia bisogno, quindi è un piano, diciamo, prudenziale. Se la situazione dovesse continuare e non esserci quindi la famosa caduta del picco, insomma, o un margine più basso del picco atteso, se la situazione dovesse continuare così senza avere segnali che il picco scenda nei prossimi giorni, si sta pensando alla creazione di centri dedicati esclusivamente alla cura dei malati Covid-19, i malati gravi di Covid-19, di coronavirus, in ogni provincia, dei piccoli hub all'interno di ogni provincia, e sarebbero, come diceva Luca Zaia, dando l'elenco così un po' velocemente, a Belluno un'ala dell'ospedale di Belluno, per quanto riguarda Treviso l'ospedale di Vittorio Veneto e il San Camillo, per quanto riguarda Venezia l'ospedale di Dolo e Villa Salus, per la zona del Veneto orientale l'ospedale di Jesolo, per il Polesine Trecenta, per la zona di Padova l'ospedale di Schiavonia, per Vicenza l'ospedale di Sant'Orso e per Verona Borgoroma e Villafranca. Questo in via prudenziale potrebbe essere appunto il piano nei prossimi giorni di creazione di questi centri dedicati esclusivamente alla cura dei malati di coronavirus, se appunto il contagio dovesse continuare senza avere un calo, per poter quindi garantire la cura con le terapie intensive ai malati di coronavirus. E quindi ci sarebbe un piano con 825, ci sarà un piano con 825 terapie intensive,
383 semi-intensive, 1787 posti di malattie infettive, per un totale di 1300 posti letto. L'ho detto Zaia prima, è la valigia che stiamo preparando, non è detto che tutto quello che si usa in valigia quando ci si prepara un viaggio si usi, speriamo di non usarlo, ma noi dobbiamo essere pronti a usarlo. E ovviamente c'è anche quel piano che aveva già anticipato di rimettere in moto gli ospedali, diciamo, dismessi per altre attività. E quindi questo è il piano che poi vi spiegheremo un po' nel dettaglio, ma questo è il cosiddetto piano Marshall per la sanità. Poi ha ribadito quello che aveva già detto ieri sera, anticipandolo da noi al telegiornale di Treviso di Antenna 3, cioè appunto il via libera che si aspetta dall'Istituto Superiore di Sanità per realizzare qui in Veneto delle mascherine, appunto utilizzando delle aziende. E poi è tornato sui controlli perché è informato del fatto che anche oggi purtroppo si vede troppa gente, soprattutto nelle zone dei parchi, ha annunciato un eventuale, anzi un quasi sicuro inasprimento dei controlli. Lo risentiremo fra poco. Abbiamo però in collegamento via Skype Giacomo Vendrame della CGIL del Veneto. Buongiorno Vendrame. Buongiorno a tutti. Buongiorno, buongiorno. Allora, intanto cosa mi dice? Ha sentito questo piano, diciamo, della sanità di emergenza di Zaia? Come lo commenta? Io penso che, come si diceva, prepararsi comunque allo scenario peggiore sia comunque doveroso, anche proprio per tranquillizzare tutti del fatto che un paracadute c'è. Chiaramente tutti ci si augura che questo non avvenga, perché tutto quello che è stato messo in campo a livello nazionale e a livello locale ci auguriamo abbia effetto rispetto alla diffusione e quindi che ci sia un reale contenimento del contagio. Questo ogni giorno guardiamo i dati per capire cosa succede, per augurarci tutti almeno di entrare in una fase diversa rispetto a quella che invece stiamo vivendo in questi giorni, in queste ore. Ha anche annunciato, lo aveva già preannunciato da noi sempre ieri nel telegiornale di Treviso, che da domani ci saranno anche i controlli nelle aziende con lo Spisal per verificare che la sicurezza e i dispositivi di sicurezza vengano attivati, vengano utilizzati. Questa è una cosa particolarmente importante, fortemente voluta dal sindacato, perché tra l'altro noi siamo in costante relazione con tutte le istituzioni, compresa appunto la Regione Veneto, tant'è che proprio ieri è stato in qualche modo sottoscritto un accordo che riprende in toto quanto sottoscritto nella notte di ieri a livello nazionale da parte di tutte le associazioni di categoria. È stato ribadito quello che c'è dentro quel protocollo ed è stato rilanciato sul territorio veneto anche la necessità di fare appunto i controlli attraverso lo Spisa. Questo è particolarmente importante perché noi non possiamo concepire i luoghi di lavoro come in una fase della scorsa settimana sembrava fosse, come un luogo in qualche modo franco rispetto a tutto quello che sta accadendo. I luoghi di lavoro in questo momento ci sono lavoratori che hanno bisogno di certezza sotto il profilo della salute. Come è stato ribadito e fortemente voluto dal sindacato da sempre, la salute prima di tutto. Se non c'è la salute, quel luogo di lavoro deve interrompere la produzione o il servizio che sta erogando. Non possiamo in qualche modo rischiare nulla, soprattutto la vita delle persone che stanno lavorando. Ecco, c'è anche il progetto, la possibilità, se ci sarà il via libera, l'ho detto Zaia prima, dall'Istituto Superiore di Sanità, di poter convertire la produzione di mascherine. Questo potrebbe essere uno scenario importante anche per le aziende. Beh, sicuramente c'è una fornitura legata appunto all'emergenza che in questo momento avrebbe necessità di aumentare sicuramente la produzione, quindi tutto quello che va in questa direzione è in qualche modo utile. Il punto vero è appunto garantire nei luoghi di lavoro gli elementi di sicurezza. Si può fare, nel momento in cui non si dovesse fare, ci sono anche fermate temporanee possibili per qualche giorno, sanificazione dei luoghi di lavoro e poi riorganizzazione di quel luogo di lavoro per garantire la sicurezza di chi ci lavora lì dentro. È un segnale che dobbiamo dare tutti. Io mi auguro che, come è stato dimostrato negli incontri, le associazioni di categoria, quindi i datori di lavoro, comprendano l'importanza di fare una cosa del genere, perché qui è in campo qualcosa di molto più importante rispetto all'andamento economico della semplice singola azienda. Qui dobbiamo in qualche modo garantire la salute delle persone. Dove questo non è possibile bisogna assolutamente interrompere la produzione. Considerate che noi come sindacato siamo chiaramente
allertati ogni ora praticamente su segnalazioni nei luoghi di lavoro. Quindi noi dove siamo presenti come sindacato monitoriamo la situazione e nella dialettica tipica assieme alle imprese cerchiamo di trovare soluzioni, a maggior ragione se poi queste direttive sono condivise. Ci preoccupa comunque anche la situazione di quei lavoratori dove il sindacato non è presente in maniera organizzata. Su questo quanto detto dal Presidente, cioè che ci sia un controllo preventivo dello Spisal che intervenga è particolarmente importante, perché su questo ognuno deve fare la sua parte, prima di tutto i datori di lavoro, ma dobbiamo comunque concepire, a proposito della valigia che faceva riferimento anche Zaia, che qualche datore di lavoro non si comporti perfettamente in linea quanto i protocolli. Bisogna intervenire per farli correggere assolutamente il tiro e fare in modo che si garantisca la sicurezza di chi lavora e, ripeto, nel caso in cui questo non sia possibile, fermare la produzione. In queste settimane c'è stato il grido anche, ad esempio, di tanti lavoratori dei supermercati che si sono trovati in grossa difficoltà e dicono: noi siamo in prima linea davvero perché la gente viene per approvvigionarsi, ma spesso appunto siamo privi. Questa è la dimostrazione di un settore fondamentale come quello, diciamo, dell'alimentare e quindi della spesa, previsto anche dal primo DPCM come elemento essenziale per la vita di tutti, in cui dobbiamo garantire la sicurezza di quelle lavoratrici, perché spesso sono donne, all'interno dei supermercati. Non possiamo pensare che siano in qualche modo sacrificabili o cittadini di serie B. Dobbiamo garantire a tutti gli elementi di sicurezza, semmai ad esempio contingentando l'entrata delle persone, semmai organizzando in maniera diversa i luoghi di lavoro e, ripeto, se questo non è possibile in tempo, voglio dire brevissimo, anche interrompere quel servizio per poi riorganizzarlo in maniera migliore. Per fare tutto questo serve un'ampia collaborazione da parte di tutti, compreso da parte del sindacato, che se condividiamo questo obiettivo siamo sicuri di poter trovare le soluzioni per tutti. Senta, sul tavolo del Consiglio dei Ministri appunto è in fase di elaborazione il cosiddetto decreto. Qual è secondo lei la misura più importante e più urgente? Di sicuro bisogna creare un ammortizzatore sociale, adesso la semplifico all'estremo, coronavirus, cioè gli effetti economici del coronavirus devono garantire la possibilità, in questo caso alle aziende che ne facciano domanda, di poter accedere all'ammortizzatore sociale, all'interno anche di quelle fermate dovute appunto alla messa in sicurezza dei luoghi di lavoro. Questa è una misura fondamentale perché permetterebbe sicuramente in qualche modo di facilitare la soluzione di situazioni critiche per tutti, compresi i lavoratori, anche perché non vorremmo mai che poi a pagare tutto questo siano semplicemente i lavoratori, magari attraverso appunto licenziamenti, attraverso riduzione orario non compensati o utilizzo in maniera impropria del proprio bagaglio ferie. Dobbiamo coprire tutti, altrimenti rischiamo veramente di generare effetti negativi ulteriori a quelli che stiamo già gestendo. Grazie allora Giacomo Vendrame della CGIL del Veneto, buon lavoro, insomma, sempre al fianco. L'ultima cosa che le chiedo, ricordiamo per chi si sta rivolgendo in questi giorni ha bisogno degli sportelli della CGIL, com'è la situazione, cosa deve fare? Noi siamo aperti in maniera sicura, nel senso che noi soprattutto attraverso sportelli telefonici, email, contatti, telefonate Skype, stiamo evolvendo molto velocemente per necessità. Noi siamo vicini ai lavoratori, i lavoratori potrebbero trovare le nostre sedi con le porte chiuse, ma in realtà noi siamo dentro che lavoriamo e basta contattarci in modo da garantire in qualche modo i livelli di sicurezza per tutti e evitare che le persone si muovano per nulla, perché ricordo che le persone devono stare a casa. Quindi attraverso il proprio telefono, attraverso una mail possono contattarci e noi immediatamente li contatteremo a nostra volta per dare tutte le indicazioni necessarie a fare quello che serve. Quindi la CGIL c'è ed è operativa H24. Grazie allora Giacomo Vendrame, buon lavoro anche a voi che siete a un altro punto fondamentale sul territorio. Grazie a Giacomo Vendrame. Dunque queste le parole di Giacomo Vendrame, CGIL del Veneto. Allora, in attesa di riproporre la pubblicità, poi allora torneremo a sentire le parole del Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, durante la messa che vi abbiamo mostrato in diretta questa mattina, poi ancora tante notizie e aggiornamenti. Pubblicità.
Rieccoci in diretta e vi ricordo che alle 15, pochi minuti prima, vi mostreremo la messa celebrata dal Vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi, dalla Chiesa di Madonna Granda appunto a Treviso. E allora, prima di questo e anche legato a questo, adesso sentiamo l'omelia del Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, nella celebrazione di questa mattina al Duomo di Mestre. Poi torneremo in studio. Vi ricordo soltanto, per chi non avesse seguito la conferenza stampa del governatore Zaia, che poi rivedremo anche integralmente, i 2172 contagiati in Veneto con 63 decessi, e ha spiegato sostanzialmente quello che sarà il piano di emergenza prudenziale, ma di emergenza, e cioè la creazione di ospedali dedicati, diciamo, alla cura di malati Covid-19 esclusiva. Quindi un elenco di ospedali e zone appunto che verranno dedicate soltanto a questo, nel caso in cui i contagi, come purtroppo i bollettini raccontano, continuino ad aumentare. Siamo nella zona del picco atteso e quindi la Regione Veneto si sta preparando alla situazione più critica, stante il fatto che ci potrebbe essere un'altra situazione ancora più critica, ma su questo appunto ci saranno altre considerazioni. Il caso della Lombardia, che ha ormai pochissimi posti di terapia intensiva, ne è un esempio, ma con questo piano della Regione pensato, progettato per giorni, si garantiscono 825 posti di terapia intensiva e un totale di 1300 tra terapie intensive, terapia semi-intensiva e reparti di malattie infettive. È tornato a parlare dei controlli, e a un eventuale inasprimento se la gente non continuerà ad andare fuori nei parchi, e più tardi ci collegheremo con Ilaria Marchiori, che andrà proprio al parco della zona del parco di Bissuola di Mestre, dove purtroppo si registrano ancora via vai di persone. Ma intanto affidiamoci allora alle parole dell'omelia del Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, che parla proprio della prova di questi giorni per tante persone. Sentiamo allora l'omelia del Patriarca. Cari fedeli, ringraziamo anche questa domenica Rete Veneta, Antenna 3 e Gente Veneta Facebook, che ci consentono di poterci incontrare attraverso i nuovi mezzi di comunicazione. Certamente attendiamo con trepidazione quando potremo ricostituirci come comunità che si incontrano anche fisicamente. E questa terza domenica della Quaresima sottolinea questa fatica che siamo chiamati a fare. Ci incontriamo dal Duomo della città di Mestre, Duomo di San Lorenzo, una città legata in modo particolare all'Arcangelo Michele, a cui alla fine della messa ci rivolgeremo con una preghiera particolare. Dicevo, viviamo un momento difficile, ma come in tutti i momenti difficili, gli uomini e le donne di buona volontà sanno tirar fuori il meglio. I cristiani sanno che la grazia di Dio passa anche attraverso le vicende di tutti i giorni. Quando ero vescovo a La Spezia, la grande inondazione dell'ottobre dell'11, che ha causato anche dei morti. Ho visitato uno a uno le zone delle Cinque Terre, della Val di Vara, di Borghetto, e ho visto che quando ci sono queste necessità, anche recentemente l'esperienza di novembre dell'Acqua Granda qui a Venezia, quando ci sono queste difficoltà, quando saltano le certezze scontate e abituali, quando vengono meno quelle sicurezze, tutele del vivere sociale, allora l'uomo è chiamato a riprendersi in mano. È un tempo difficile che
vorremmo non dover vivere, ma lo dobbiamo vivere cercando di pensare un futuro nuovo per le nostre comunità come cittadini e come cristiani. Mi voglio fermare brevemente sulla parola di Dio. La prima lettura tratta dal libro dell'Esodo, perché la parola di Dio è sempre attuale e la prima lettura inizia dicendo: in quei giorni il popolo soffriva la sete. In questi giorni il nostro popolo e ciascuno di noi che è parte di questo popolo vivo sta soffrendo. Ci manca l'ordinarietà della vita, ci mancano gli altri, ci manca la comunità, ci manca la celebrazione dell'Eucaristia, quella sete spirituale. Nella Bibbia l'acqua è segno dello Spirito, il luogo privilegiato dove ci viene donato lo Spirito è la domenica nell'Eucaristia. E allora Mosè cosa fa? Fa quello che dobbiamo fare noi oggi. Si rivolge a Dio. Mosè gridò al Signore dicendo: che cosa farò? Sono giorni in cui il cristiano, il credente, la comunità deve riscoprire la preghiera come rapporto personale col Signore. In molte diocesi il suono delle campane richiama che l'inizio della giornata, il cuore della giornata e il termine della giornata sono momenti in cui dobbiamo ripensare chi siamo, dove stiamo andando, come stiamo andando. E allora sottolineo quello che i vostri parroci cercano di fare: momenti di incontro, di preghiera, soprattutto alla sera, la recita del rosario, di una parte di esso, o l'ascolto della parola di Dio. Il cristiano nel tempo della prova prega. Prega sapendo che chi prega, come dicevano i padri della Chiesa, ha le mani sul timone della vita. La seconda lettura, la lettera di Paolo ai Romani. Mi fermo solamente sul richiamo che l'Apostolo fa della fede, speranza e carità, ma soprattutto quel passo in cui l'Apostolo dice: la speranza non delude. Noi viviamo questi giorni sicuri che non verremo meno, sicuri che questa prova ci arricchirà in umanità e in vita cristiana. Il cristiano è l'uomo della speranza. La comunità cristiana è quella comunità che appartiene al Signore risorto. Ma allora la speranza, se non è una delle tante speranze umane, perché si può anche mondanizzare la speranza cristiana, deve essere fondata sulla fede e deve essere una speranza capace di carità. Una speranza che non è fondata sulla fede spera solo nelle cose umane, negli uomini. E noi uomini in questi giorni tocchiamo con mano quanto siamo fragili, quanto siamo impotenti. Una speranza che non si esprime nella carità è una fuga dalla vita quotidiana. E allora la seconda lettura ci chiama a essere in questi giorni comunità di speranza fondata sulla fede, cioè sul Signore Gesù, che vive
i gesti possibili della carità, meditando su quelli che forse facevamo in un modo un po' sbrigativo e che invece dobbiamo ripensare, perché, come dicevo prima, questi giorni ci devono aiutare a ripensare il nostro futuro di cittadini e di cristiani. Il Vangelo è un incontro. Ogni incontro con Cristo cambia la vita. Questa donna, alla fine di questa conversazione, di questo dialogo, non è più quella di prima. Ed è interessante notare che è una donna che appartiene al popolo ebreo, ma alla eterodossia del popolo ebreo, si è allontanata. Il capitolo precedente invece era un altro dialogo, quello con Nicodemo, uno scriba, un fariseo, un membro del Sinedrio. Anche questo dialogo cambierà quest'uomo che andava a trovare il Signore ma di notte, per non compromettersi. E dopo il dialogo con la Samaritana avremo quello con il funzionario del re di Galilea, quindi un pagano. Io vorrei che riprendeste nella giornata questi 3 dialoghi, perché il dialogo con Gesù, il dialogo col Vangelo, il dialogo con la parola di Dio ci deve cambiare. Non siamo noi a dover cambiare il Vangelo. Non dobbiamo essere noi a interpretare il Vangelo a partire da quello che ci sembra, ci va bene, dicono tutti o fanno tutti. No, il Vangelo deve cambiarci. C'è una parola che è una parola di Quaresima, ma che è una parola di speranza e che è una parola pasquale: conversione, leggere il Vangelo lasciandoci condurre da Cristo, come la Samaritana, la quale viene intercettata in quelli che erano i problemi della sua vita. Va a chiamare tuo marito. Non ho marito. Ah, è vero, ne hai avuto 5. E quell'uomo con cui vivi oggi non è tuo marito. Vedo che dici il vero. Noi abbiamo bisogno di riscoprire la verità della nostra vita. Abbiamo bisogno di lasciarci prendere per mano dal Signore là dove esprimiamo il nostro modo di essere uomini, donne, comunità, e dove abbiamo bisogno di convertirci. Gesù accoglie questa donna, l'accoglie con amore, la ama dicendole la verità. Continuiamo questo cammino quaresimale nella sofferenza di non poter celebrare l'Eucaristia incontrandoci fisicamente come comunità, ma è il momento di pensare che la fede, il Signore Gesù, il valore dell'Eucaristia va oltre l'incontro fisico, che è importante, che desideriamo ristabilire al più presto. Ma in questo periodo di digiuno quaresimale, di diaspora quaresimale, cerchiamo di chiedere al Signore la grazia di vivere bene questi giorni per essere un domani cittadini e cristiani diversi. Le parole del Patriarca questa mattina nella messa che avete potuto seguire su Antena 3 Rete Veneta, grazie appunto all'accordo con il Patriarcato della Diocesi di Venezia, dal Duomo di Mestre. E noi a Mestre andiamo dalla nostra Ilaria Marchiori insieme a Sandro Ponchio. Si trova, se non sbaglio, al Parco della Bissuola. Eccola qui per fare un po' il giro e controllare la situazione. Ilaria. Sì, buongiorno Nicola, buongiorno a tutti i telespettatori. Ci troviamo proprio al Parco della Bissuola a Mestre, dove da questa mattina ci sono arrivate alcune segnalazioni. Ilaria, ti fermo un attimo. Ti fermo un attimo, c'è un problema con il microfono. Allora facciamo così, si sente male. Ripristiniamo il collegamento fra pochissimo
E intanto faccio vedere un'altra cosa, ok? Perché altrimenti non si sente cosa dici. Parco della Bissuola, perché ci sono state diverse segnalazioni oggi, soprattutto nel veneziano ma non solo, appunto di gente che andava comunque fuori vista la giornata. Ricordo cosa ha detto Zaia, chi va ancora fuori in gruppo, insomma è una vergogna, perché chi non segue le regole rischia di portare al cosiddetto crash sanitario, e prima di questo, dice, ci sarà evidentemente, se non verranno seguite le regole che da giorni vengono messe in atto per evitare il contagio e l'espandersi del contagio, pronto a inasprire quindi un vero e proprio coprifuoco con chiusura di aree pubbliche, parchi eccetera eccetera, laddove non siano già state fatte. Allora, in attesa di ricollegarci con Ilaria Marchiori e di risolvere quel problema tecnico al microfono, proprio per quanto riguarda i controlli, la presenza insomma delle persone nelle varie località, sentiamo il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina, che ha postato su Facebook un video. Allora, se vediamo il sindaco di Cortina, perché è legato proprio alla questione controlli, ma non solo, sentiamolo. Buonasera a tutti. Questo mio piccolo intervento vuole essere chiarificatore delle tante segnalazioni che mi vengono fatte, delle tante preoccupazioni, perplessità che leggo all'interno dei social, ma anche dalle telefonate che mi giungono in queste giornate difficili, su un tema, il tema dei tanti turisti che si vedrebbero all'interno del paese e dei tanti turisti che in questo weekend pare, a detto di qualcuno, che arrivino all'interno della nostra città. Innanzitutto ci tengo a sottolineare che le forze dell'ordine stanno facendo un grandissimo lavoro, quindi la polizia, i carabinieri, la polizia stradale e anche ovviamente la nostra polizia urbana. In tutto questo sono state intensificate le misure di controllo, sia per quanto riguarda le maggiori vie d'accesso, quindi la strada 51 a nord e a sud, e anche sulla 48 e anche all'interno del territorio. Ricordo che è severamente non solo vietato ma penalmente perseguibile chi accede a Cortina se non fosse appunto per una necessità di lavoro. Detto questo, chi ne avesse notizia può fare denuncia presso le forze dell'ordine o segnalare situazioni che in questo senso si fossero verificate. Dall'altra parte un'altra questione da in qualche modo chiarire riguarda i turisti che si vedono all'interno del paese. Faccio presente che molti di questi sono residenti. Peraltro chi era a Cortina prima del DPCM, del decreto dei giorni scorsi, può rimanere all'interno del nostro paese, questo recita la legge. Dall'altra parte ovviamente l'invito da parte del sindaco, delle istituzioni, è quello innanzitutto di rispettare tutte le norme e le regolamentazioni che vengono date sulla sicurezza, sul non uscire di casa, sul rispetto del metro di distanza qualora si uscisse per qualche necessità. Dall'altra parte è ovvio che il nostro sistema sanitario in questo momento è in una situazione di difficoltà e quindi l'invito vuole essere ovviamente ai residenti di rimanere ovviamente nelle proprie case, e chi ne ha la possibilità, che non è residente, ovviamente di dirigersi verso il proprio luogo di residenza. Un abbraccio a tutti e vi auguro una buona serata. Così poche ore fa il sindaco di Cortina, Gianpietro Ghedina. Da Cortina a Mestre, allora torniamo alla zona del Parco della Bissuola. Ilaria Marchiori. Sì, eccoci qui. Allora, dicevamo, mi sentite adesso? Adesso ti sentiamo perfettamente. Bene, da questa mattina, come hai anticipato anche tu poco fa, Nicola, ci sono arrivate varie segnalazioni di presenze, di assembramenti qui al Parco della Bissuola. Noi siamo arrivati da circa una ventina di minuti e non ne abbiamo visti, nel senso che persone ce ne sono, ma tutte, quasi tutte da sole, singole, o abbiamo visto qualche coppia, ma davvero rara. Non so se state vedendo le immagini che vi sta mostrando Sandro Ponchio, delle persone che si vedono alle mie spalle, però vi voglio dire una cosa molto importante.
Proprio alle mie spalle, qui in questa parte dove solitamente si fanno le esercitazioni con gli skate e quant'altro, poco fa c'erano alcuni assembramenti. Devo però specificare che si trattava per lo più di persone non italiane, mi sembra di aver visto che potessero essere soprattutto di origine nordafricana, e poco prima che ci collegassimo sono passate due pattuglie della Polizia Locale di Venezia che forse si riescono ad intravedere proprio qui lungo la mia mano. Vi dico subito che non possiamo avvicinarci perché ce l'hanno impedito, ma se riuscite a vederle, si sono fermate non solo per indicare attraverso l'altoparlante che le persone che erano lì si dovevano assolutamente non solo separare ma anche proprio allontanare, e ora sono ancora fermi lì perché stanno effettuando dei controlli, quindi non si esclude che poi nel bilancio che ci arriverà a fine giornata dell'attività della Polizia Locale e delle altre forze dell'ordine non si venga a conoscenza che sono stati multati e denunciati per essere rimasti lì anche in assembramento, perché non erano singole ma c'erano anche 4-5 persone che una volta arrivata poi la pattuglia si sono separate, ma ho ragione di credere che siano proprio lì sotto dove ora noi non possiamo andare e che li stiano controllando uno ad uno. Per il resto abbiamo incontrato un signore anziano che passeggiava da solo perché diceva di non farcela più, e qualcuno che correva sempre in solitudine. Io però ribadirei nuovamente il concetto del governatore Zaia di non uscire oggi, anche se la giornata lo permette, è bellissima, tutti ne hanno voglia, ma non uscite, stringete i denti, ha detto il governatore Zaia, stringete i denti, portate pazienza, ma il coronavirus si combatte in prima battuta rimanendo a casa, non uscendo. Anche se uscite da soli, anche se uscite per un quarto d'ora, comunque il rischio di contagiare o di essere contagiati è elevato. Solo rimanendo a casa si può combattere, si può pensare di fronteggiare al meglio il coronavirus e di non arrivare a quella che è la situazione d'emergenza, per cui la Regione ha attivato un piano che ci è stato elencato proprio poco fa dal Presidente Zaia, ma che si vorrebbe evitare di utilizzare, perché se si evita di utilizzarlo significa che il comportamento dei veneti e dei cittadini è stato buono e hanno ascoltato le disposizioni e le regole, tutti gli appelli che il governatore, tutti noi, i giornalisti, la stampa stiamo facendo da giorni e giorni di rimanere a casa. Sembra che però qualcuno fatichi ancora a capirlo, quindi è bene ribadire il concetto, anche se intorno a noi, per esempio in questa zona del Parco Bissuola, siamo venuti in una zona centrale in modo da darvi un'inquadratura generica e poter prendere vari punti del parco, perché chi non lo sapesse è un parco molto molto grande. Nonostante si vedano pochissime persone, comunque qualcuno c'è. Allora, chi deve fare le flessioni come la persona che c'era qui poco fa, le può fare anche a casa. Tutti capiscono che è difficile non uscire perché è una giornata splendida e si ha voglia di respirare all'aria aperta, però bisogna portare pazienza, stringere i denti e rimanere a casa. Noi non smetteremo mai di ripeterlo, così come sta facendo il governatore, perché sembra che ancora qualcuno fatichi a capirlo. A questo proposito il governatore, quando è stato fatto presente che c'erano ancora delle persone questa mattina in alcuni parchi, non solo del veneziano ma anche delle altre nostre province venete, lui ha detto che è vergognoso, è una vergogna. Allora cercate di capire tutti che in questi momenti, in queste giornate, bisogna rimanere a casa il più possibile. Bene, allora Ilaria, se poi casomai ci ricolleghiamo, non so se vuoi continuare il tuo viaggio lì o se ti vuoi spostare in altre zone, sempre per capire se la situazione è così oppure magari è più critica. Nel caso ci ricollegheremo, noi fra pochi ti devo lasciare perché fra poco devo mandare, la messa di Treviso, per cui allora facciamo così, ci risentiamo successivamente per capire dove ti trovi oppure se vedremo l'altro collega di Venezia, Filippo Fois, sempre con Sandro Ponchio. Grazie del contributo dal Parco della Bissuola. Fra pochissimi minuti, 4 minuti circa, daremo la linea per vedere la messa alla chiesa di Madonna Granda celebrata dal vescovo di Treviso, Monsignor
Michele Tomasi. Prima volevo farvi vedere questa cosa dal sito dell'Associazione Nazionale Alpini di Valdobbiadene, perché sta nell'ambito del cosiddetto piano sanitario d'emergenza della regione. La nostra protezione civile è scesa in campo, annuncia l'ANA di Valdobbiadene, su richiesta della Regione Veneto. Un centinaio di volontari della protezione civile ANA Triveneto, rispettivamente delle sezioni di Conegliano, Treviso, Valdobbiadene e Vittorio Veneto, in questi giorni stanno riattivando il vecchio presidio ospedaliero Guicciardini di Valdobbiadene. Un sentito grazie ai nostri volontari. Queste sono le immagini della riattivazione del Guicciardini di Valdobbiadene. Questo è l'assessore regionale della protezione civile Bottacin. Perché? Perché rientra nel piano anche quello di riattivare i presidi ospedalieri, gli altri presidi ospedalieri, vecchi presidi ospedalieri, che possono servire in caso di emergenza, evidentemente non per il coronavirus, ma per le altre cure. Dovesse esserci bisogno di posti per tutto ciò che non è coronavirus, perché, lo ricordo, il piano è quello di creare in ogni provincia dei centri Covid-19. Vi ricordo quali sono, li ha annunciati prima il governatore Zaia, poi vi faremo vedere anche un servizio su questo. Nel piano prudenziale, la cosiddetta valigia pronta nel caso dell'emergenza, di creare appunto dei centri Covid dove curare esclusivamente nel miglior modo possibile i malati di coronavirus. Un'area dell'ospedale di Belluno per quanto riguarda Belluno, l'ospedale di Vittorio Veneto e il San Camillo per quanto riguarda Treviso, l'ospedale di Dolo e Villa Salus per Venezia, l'ospedale di Jesolo per il Veneto orientale, l'ospedale di Trecenta per la zona del Polesine, l'ospedale di Schiavonia per Padova, l'ospedale di Sant'Orso per Vicenza, l'ospedale di Borgoroma e Villafranca per Verona, per un totale di 825 posti di terapia intensiva, 383 di terapia semi-intensiva e 1787 di posti di malattie infettive, un totale di oltre 1300 posti letto, 787 posti di terapia di reparti di malattie infettive per un totale di 1300 posti letto. Questo per garantire che ci sia davvero un'attenzione nel caso in cui il contagio continui e si arrivi a quel cosiddetto e previsto picco. Adesso allora do la linea, credo, alla pubblicità, o forse andiamo direttamente alla Madonna, alla pubblicità. Allora, pubblicità e poi subito, direttamente, in pochissimi istanti, andremo alla chiesa di Madonna Granda a Treviso, dove vedremo la celebrazione del vescovo di Treviso, Monsignor Michele Tomasi. Pochissimi istanti.